Bene, direi di iniziare. Buon pomeriggio a tutti, quindi come detto siamo nell'iniziativa ufficiale di apertura e di presentazione dei gruppi di lavoro che fanno capo all'attività di aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia. È un percorso di aggiornamento che, come vedremo questo pomeriggio, riguarda una strategia molto importante che guida, come tutte le strategie, guida delle scelte per le priorità sulla ricerca e sviluppo nella nostra regione, ma non solo. Vedremo poi nel corso dei vari interventi quanto complesso è e quanto articolato è questo percorso. Io mi presento, sono Lidia Alessio Verni, dirigo l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, ente strumentale della regione, a cui è stato affidato il compito di coordinare una parte di questo processo, che è il processo di scoperta imprenditoriale. E quindi è la parte di, diciamo, riconsiderazione di tutto quello che è il nostro patrimonio, il tessuto produttivo, ma non solo, e per arrivare poi a dare degli spunti per questo aggiornamento. È un processo estremamente complesso e quindi vedremo oggi pomeriggio come si articola, e do subito la parola all'assessore Rosolén per introdurci in questa tematica per un indirizzo di saluto e di avvio dei lavori di questa giornata molto importante per la regione. Buongiorno a tutti e grazie dottoressa Verni. È un percorso importante per cui cercherò di non limitarmi ai saluti istituzionali, perché in realtà grazie al lavoro che oggi inizia, anzi che è già iniziato e che proseguirà grazie anche a questi tavoli, poi spetterà alla parte politica riuscire a definire quello che è un percorso che, come lei ha detto, è complicato e complesso, e che non solo è complicato e complesso come dovrebbe essere nella normalità, ma che si inserisce in un contesto che va ad intersecarsi con la sovrapposizione della nuova programmazione, ma anche con tutti gli strumenti di transizione che ci troviamo a dover mettere in campo e a dover immaginare e utilizzare in un frangente come quello che stiamo vivendo. Le parole chiave, credo, di questo incontro siano quelle che in più documenti abbiamo trovati. Sono sicuramente l'idea della flessibilità, parlerei forse in più casi di resilienza, di selezione o integrazione. Sicuramente la difficoltà del processo non deve comunque lasciarci lontani da un atteggiamento che deve essere il più intersettoriale possibile, che deve essere il più partecipato possibile, il più ampio possibile, anche per uscire da schemi che, se vero come vero, ci hanno consentito di avere degli ottimi risultati nella programmazione passata, forse devono un po' cambiare nella programmazione futura rispetto a un mondo che cambia a una velocità che credo la politica debba cogliere in anticipo rispetto a quanto succede in altri settori. Andremo ad individuare sicuramente le priorità, perché questo è un altro dei temi che spettano alla politica, sapere decidere quali sono le priorità e quali sono gli asset su cui muoverci. In particolare sicuramente, per questo mi piace parlare rispetto alla strategia di sviluppo intelligente S3, non solo della parte FESR ma della parte anche del Fondo Sociale Europeo. Andremo a integrare visioni che parlano di ricerca, di formazione, di politica industriale, che ci mettono davanti a nuove sfide, i goal dell'Agenda 2030, sicuramente il verde e il digitale, che però ci mettono chiaramente in evidenza che gli obiettivi finali di tutto questo sono la crescita e l'occupazione, su cui i settori che vanno a intersecarsi sono maggiori rispetto a quelli che si intersecavano, che si sono intersecati fino ad oggi. Fino ad oggi, infatti, credo la scelta sia stata quella di lasciare che tutte le aree di specializzazione, ad esempio, coincidessero con i cluster, e come ho già detto prima, questa è stata la visione, la programmazione, l'approccio vincente nella strategia. Io credo che adesso il dato su cui dobbiamo cercare di giocare questa
l'aggiornamento al quale ci stiamo applicando è quella di comprendere che tutte le sfide sono trasversali, che tutte le sfide e i goal posti all'attenzione dall'Agenda 2030 sono trasversali e quindi forse come dire, organismi che noi abbiamo individuato quali soggetti unici rispetto all'applicazione di questa strategia possono cambiare sia nelle loro finalità, sia, e questo è il dato che ripeto ancora, sia in una condivisione di diverse aree di specializzazione di quelle che possono essere le filiere strategiche per il Friuli Venezia Giulia, tenendo presente sempre che non viviamo in un microcosmo a parte, facciamo parte di un quadro complessivo che è sicuramente nazionale, ma per quanto riguarda in particolare questa regione diventa sempre più internazionale nelle sfide che ci poniamo davanti, e con il tema che a me è caro, ma è caro anche a tutta la parte della programmazione europea, che è il tema della formazione e dell'incrocio della formazione per tutti quelli che saranno i nuovi profili professionali e per quella che deve essere la sfida più grande, quella di preparare in maniera corretta alle sfide che ci presenta il futuro. Io ovviamente rispetto agli altri ambiti e agli altri temi, in particolare quelli legati alla parte dello sviluppo industriale, lascio la parola all'assessore Bini, ringrazio tutti i partecipanti e vi auguro buon lavoro. Grazie Assessore Rosolén per averci ricordato quanto vasto è l'impegno e quante sono le tematiche che vanno a collegarsi su questo importante percorso. Do quindi la parola all'Assessore Sergio Emidio Bini per un ulteriore completamento di questa visione complessiva che ci guiderà nei nostri lavori. Sì, buongiorno a tutti. Beh, intanto complimenti dottoressa Alessio Verni per aver organizzato questo momento di incontro / confronto. Vedo tanti qualificati partecipanti, quindi questa ne va dato merito a lei e alla sua squadra. Mi è stato raccomandato, sii veloce, abbiamo poco tempo, devono parlare in tanti, quindi cercherò davvero di fare un sunto rapidissimo. Un saluto, il mio vuole essere un saluto. Prima l'assessore Rosolén ha usato 3 parole a mio avviso chiave che cercherò di riprendere un po' anche nel mio intervento: intersettorialità, partecipazione e diversi modelli organizzativi. E questo che noi abbiamo cercato di fare, stiamo cercando di fare dalla primavera del 19, quando il sottoscritto con la collega Rosolén e tutto il proprio staff ha incominciato a ragionare sulla definizione di questo nuovo modello di governance per la gestione dell'S3, che aveva come pilastro principale l'ascolto più alto possibile di tutti quelli che sono gli stakeholders presenti nel territorio. Abbiamo deciso di, uso un termine, ingaggiare l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, di ingaggiare l'area Science Park e di fatto di calarci all'interno di quella che è la società civile, la società in grado poi di darci quei contributi, a mio avviso, necessari per poter scrivere quelle che saranno le linee di indirizzo in maniera assolutamente puntuale. Quindi la Giunta Federica si è adoperata al fine di ascoltare, questa è una prerogativa che ci caratterizza, come dire, è bene ascoltare ciò che gli interlocutori, gli stakeholders hanno intenzione di proporre. Scusate, eccolo lì. Abbiamo lavorato sul nuovo comitato di indirizzo strategico. Come voi sapete, lo stesso era caratterizzato all'inizio dalla presenza di una decina circa di componenti. Lo stesso è stato allargato a 33
componenti con sia titolari che sostituti. Questo non per rendere la macchina organizzativa più complicata, più complessa, ma bensì per coinvolgere un po' tutti quelli che sono gli ambiti di interesse, quindi il mondo dell'impresa, il mondo della ricerca, le istituzioni e la società civile. Poi si è agito su quello che è il modello proprio di governance vera e propria. Diciamo nel 2000 inizialmente si era ragionato con una cabina di regia e con un'assemblea generale di portatori di interessi. Si è visto durante questo primo giro che la cosa era poco funzionale, un po' anche dispersiva, e di conseguenza si è deciso di coinvolgere davvero i veri protagonisti per questa nuova programmazione. Nel primo semestre del 2020 ci si è dedicati alla definizione della metodologia per la gestione del processo di scoperta imprenditoriale. E abbiamo deciso di intraprendere un percorso di partenariato ampio ed inclusivo, creando 8 gruppi di lavoro specializzati ad ognuno nelle proprie tematiche di interesse, quello al fine di definire quelle che sono e che saranno le traiettorie di sviluppo. Traiettorie, come diceva prima l'assessore Rosolin, in grado di traguardare con attenzione a quelle che sono le esigenze non solo del presente, ma soprattutto quelle che saranno le esigenze del mondo, per esempio nel mio settore, delle imprese verso il futuro. E ci tengo a sottolineare che è stato istituito anche un nuovo gruppo, quello riguardante il mondo del turismo, un mondo che si è dimostrato assolutamente resiliente e resistente in questa difficilissima fase, un mondo che comunque rappresenta una percentuale abbastanza importante del prodotto interno lordo e di conseguenza anche degli occupati non solo della nostra regione ma dell'intero paese Italia, un mondo che ha bisogno di adeguarsi a quelle che sono le innovazioni, le digitalizzazioni, il modo di concepire in maniera moderna le imprese. E c'è da dire poi che c'è una certa trasversalità, quindi intersettorialità per quanto riguarda la partecipazione del cluster di Tedi un po' in tutti i gruppi di lavoro, perché il tema della digitalizzazione e dell'innovazione a mio avviso è e sarà un tema centrale. Quindi ecco, non mi dilungo oltre. Noi abbiamo di fronte una grande sfida, che è quella di individuare con la partecipazione del territorio quelle che sono le traiettorie di sviluppo innovative e coerenti con quelli che sono sia l'economia circolare e la sostenibilità ambientale. Quindi niente, andiamo avanti, buon lavoro, adesso ascolto con interesse, non so se riuscirò a fermarmi e mi scuso con tutti voi fin d'ora, fino alla fine, ma insomma buon lavoro a tutti e grazie dell'opportunità. Grazie Assessore Bini. E direi che abbiamo quindi un indirizzo molto chiaro su quello che è l'apertura, la partecipazione, la trasversalità che devono contraddistinguere questo percorso. E quindi a mia volta do atto del fatto che Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa in questo percorso è sicuramente insieme alla Regione, al fianco della Regione, a fianco in particolare delle strutture coordinatrici della strategia di specializzazione intelligente, quindi la direzione del lavoro, la direzione attività produttive, a fianco delle autorità di gestione del FESR e dell'FSE, che appunto oggi sono qui presenti, ma anche del nostro ufficio che si occupa delle relazioni internazionali, e così come ci avvaliamo in maniera molto significativa della collaborazione dei cluster e di Area Science Park. Questo per dire che il lavoro di oggi è veramente un lavoro collettivo, in questo stata la sua complessità, in questo spero sia la sua ricchezza e che oggi si riesca veramente ad apprezzare. Sempre sulla partecipazione vi informo che da oggi potete compilare il questionario sulla S3, adesso in chat dovrebbe mandarvi il link. Fino al 20 novembre sarà aperto, anche questo è stato elaborato insieme da tutti gli uffici che vi ho adesso citato
ed è molto molto importante partecipare nel modo più ampio possibile, perché di tutto questo si tiene conto nel percorso che andiamo oggi a presentarvi. Quindi do subito la parola, fatte queste premesse, al dottor Alessandro Rainoldi, che ci ha onorato oggi della sua partecipazione, della sua presenza dal JRC, quindi dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Siviglia, e che oggi vuole condividere con noi alcune riflessioni, alcune lesson learned, come si dice, del primo ciclo di utilizzo di questa strategia in maniera molto significativa dentro ai programmi comunitari. Prego. Grazie mille e grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia per avermi invitato a questo importante momento di confronto, di condivisione delle sfide del nuovo periodo di programmazione, soprattutto in merito alla specializzazione intelligente. Cercherò di andare abbastanza veloce. Ho preparato una presentazione un po' lunghetta per le esigenze di questo evento, basata su 3 punti principali. Il primo è un po' un volo d'uccello sulla Smart Specialization, non sui suoi concetti, ma sul modo in cui questi concetti sono stati tradotti in pratica, accompagnato da alcuni risultati di attività di ricerca che abbiamo condotto in Europa. E il finale, diciamo, alla fine vorrei un po' farvi parte di alcune riflessioni sul futuro. Noi siamo stati, una parola sul Centro Comune di Ricerca. Il Centro Comune di Ricerca è un servizio della Commissione Europea che non ha una politica sua propria, non ha una policy europea da disegnare e da realizzare, da attuare, ma aiuta i vari servizi della Commissione con analisi, evidenza, modellistica, valutazione di impatto e così via, affinché i nostri colleghi possano a loro volta disegnare e attuare diciamo, migliori politiche. Noi a Siviglia ci occupiamo di varie politiche, la mia unità, la mia squadra si occupa in particolare di politiche regionali e urbane, quindi lavoriamo a stretto contatto con i nostri colleghi di DG Regio. Ok, adesso brevemente, sappiamo tutti cos'è la specializzazione intelligente. Io cerco di riassumerla in 4 parole o 4 insiemi di parole. Uno è il punto che la specializzazione intelligente si concentra sui luoghi, cioè il luogo, la regione, è il territorio in cui che è l'unità centrale di analisi, non è una politica settoriale, non è una politica tematica, è una politica che cerca di capire come un luogo può svilupparsi attraverso lo sfruttamento congiunto e armonico dei suoi potenziali e dei suoi punti di forza e dei suoi potenziali di innovazione. Lo fa in modo selettivo, identificando delle priorità di investimento, lo fa in modo inclusivo attraverso quello che conoscete benissimo come processo di scoperta imprenditoriale, che significa mettere insieme alla conoscenza che ci arriva, che ci danno le analisi scientifiche, quindi l'analisi dei trend passati, le analisi settoriali dei nostri punti di forza e di debolezza, a questo aggiunge la conoscenza della comunità di stakeholder, della comunità di persone e organizzazioni che si occupano di innovazione in un certo territorio. E tutto questo alla fine necessita di una armonizzazione e di una guida che si estrinseca, in mia opinione, in un efficiente e efficace sistema di monitoraggio e di valutazione, che non sia un sistema di controllo, ma che sia un sistema di, in realtà, revisione e miglioramento continuo delle strategie.
questa la possiamo saltare, che la conoscete bene. Dunque, noi abbiamo nel 2018 effettuato un sondaggio tra i vari policy maker, quindi le regioni europee, e abbiamo chiesto ai vostri colleghi che cosa aveva rappresentato la Smart Specialization nella loro esperienza. Ed sono venute fuori cose interessanti. La prima è che in generale la Smart Specialization è stata riconosciuta come un'esperienza positiva, cioè che ha spostato la curva dell'apprendimento dell'innovazione a livello regionale più in alto, ma che ha inserito sfide di complessità, di gestione dell'informazione, di monitoraggio, di governance. In ogni caso, però, la sfida non è rimasta a livello di sfida, ma in molti esempi è stata accolta dalle amministrazioni, dalle comunità regionali ed ha portato a miglioramenti rispetto al passato, a miglioramenti soprattutto nel disegno delle strategie, nella logica di intervento tra visione, quindi le priorità politiche, tra priorità di investimento, gli obiettivi diciamo più operativi di una strategia, tra strumenti di policy che vengono messi in atto e appunto sistema di monitoraggio. Fino ad oggi è difficile apprezzare e modellizzare effetti specifici della Smart Specialization su crescita e occupazione, soprattutto se la confrontiamo con altre metodologie di, diciamo, innovation policy, di politica dell'innovazione. Stiamo lavorando su questo, investiremo nei prossimi 2 o 3 anni un volume abbastanza importante di risorse proprio per capire anche questo tipo di impatto. Che cosa possiamo dire? Questo è un po' un compendio di quello che abbiamo un po' capito rispetto alla Smart Specialization nelle regioni europee su 3 punti specifici: governance, processo di scoperta imprenditoriale e monitoraggio. Quali sono stati i problemi principali? Beh, i problemi principali in generale sono stati proprio diciamo, connessi con il disegno del sistema di governance. Un sistema di governance più complesso che la Smart Specialization impone o comunque che esige, non solo nelle amministrazioni ma anche negli stakeholder. Cioè tutti insieme abbiamo dovuto portare i nostri skills, le nostre capacità di gestire il processo un po' più in alto di come eravamo abituati prima. E non dappertutto questo passaggio è stato veramente realizzato. In parte anche per la carenza di competenze e risorse che in un periodo di programmazione 7 anni non sempre è possibile riuscire ad affrontare, soprattutto in periodi in cui ci sono restrizioni di bilancio e difficoltà a magari rinnovare equipe o rafforzare le squadre non solo di governo ma anche di attuazione delle strategie. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che ancora una volta non c'è un modello che è valido per tutti, che ogni regione deve costruirsi il suo modello ed è addirittura, posso essere un po' provocatorio qua, è addirittura meglio secondo me, piuttosto che servirsi di esempi di best practice, di buone pratiche che arrivano dall'esterno e cercare di riprodurli come modelli appunto virtuosi, forse paga di più lo sforzo interno alle amministrazioni, cioè la capacità di crescere dall'interno,
attraverso un processo come si dice in inglese, trial and error, no? Ci si prova, si sbaglia, però ci si riprova, cercando di correggere quello che abbiamo sbagliato. E in questo modo la capacità che abbiamo guadagnato, l'abilità, la conoscenza resta all'interno delle strutture, all'interno delle amministrazioni, e fa sì che questo possa essere un momento ancora di crescita. E un altro punto, un'altra lezione è la chiarezza dei ruoli e delle responsabilità fin dall'inizio. È importante disegnare un organigramma, diciamo, della Smart Specialization in ambito regionale che ci possa condurre e che possa un po' essere il nostro riferimento dall'inizio. I cambiamenti, troppi cambiamenti generano incertezza, hanno generato incertezza e abbiamo visto come magari poi hanno impedito di tradurre la strategia dalla carta all'azione. Mi rendo conto di impiegare molto tempo nel parlare, però vabbè, andiamo avanti, poi mi fermerete. Sul processo di diffonderemo comunque tutti i materiali, però sì. Sul processo di scoperta imprenditoriale, la difficoltà che abbiamo visto più ricorrente non è stata tanto quella di mettere in piedi un processo di scoperta imprenditoriale, di organizzare anche azioni sofisticate di coinvolgimento di diversi attori, di diversi gruppi di attori. Piuttosto la difficoltà è stata nella continuità di questo processo, nel garantire in varie regioni la possibilità, la crescita del processo nel tempo. Quindi noi quello che vediamo e su cui insistiamo, avendo visto l'esperienza, avendo vissuto l'esperienza di questi anni, è che il processo di scoperta imprenditoriale non sia un momento, una fotografia che poi possa durare 7 anni, ma sia un processo che accompagni lo sviluppo e la revisione della strategia nel corso del tempo, in modo che la comunità di stakeholder sia sempre coinvolta non solo nella definizione, la prima definizione delle priorità, delle priorità di intervento, ma anche nella capacità di aggiustare il tiro. E qui mi collego mi sa che ho saltato una slide, non so, no, non ho il controllo per risalire, credo. Ecco, grazie. Ok, perfetto, mi ricollego al sistema di monitoraggio che è poi diciamo l'armamentario che ci serve per effettivamente poter riuscire a rivedere le logiche, gli interventi in corso d'opera, ma la cosa importante è che anche qua il sistema di monitoraggio non è capace di dare informazioni utili se non c'è chiarezza sulla logica di intervento della strategia, quindi sul passaggio tra disegno della strategia, ancora visione, priorità, strumenti e risultati attesi. Risultati attesi sia in senso di indicatori che ci servono per capire come i nostri strumenti sono stati efficaci, ma anche come la nostra strategia sia riuscita ad affrontare, diciamo, sia riuscita a dare un suo contributo al raggiungimento della visione che ci eravamo posti all'inizio del percorso. Ho sentito gli assessori parlare di obiettivi di sviluppo sostenibili, di transizione verde e digitale. Beh, questo è un tema importante che poi c'è nella mia presentazione, in altre slide, le vedrete poi quando saranno distribuite, ma è importante perché
La strategia di Smart Specialization ci serve sia per dare effettivamente alle imprese, al nostro tessuto produttivo, alla nostra comunità regionale, gli strumenti e il sostegno di cui ha bisogno per diciamo, cercare di sviluppare completamente i propri potenziali di innovazione, ma anche riuscire con l'innovazione ad affrontare le grandi sfide che abbiamo nelle nostre comunità e a portare un contributo concreto per, appunto, per avvicinarci agli obiettivi generali che ci eravamo posti. Finisco magari citando, non andando tanto oltre, ma andando un momentino più nel concreto, su due slide, credo, sì, 2 slide, che descrivono i risultati che abbiamo ottenuto da 2 diciamo, azioni di ricerca particolarmente dettagliate, quindi minute. Siamo entrati nel dettaglio dei bandi, siamo entrati nel dettaglio degli strumenti che sono stati messi in piedi da varie regioni e abbiamo trovato qualche punto che può essere uno stimolo e uno spunto importante per il futuro. Il primo è un lavoro che abbiamo fatto con le regioni, sulle regioni italiane e polacche, e sulle priorità. Cioè abbiamo detto, ma che cosa sono le priorità delle Smart Specialization Strategies? Come sono state definite? E abbiamo visto che la maggior parte delle priorità nelle strategie che abbiamo letto e abbiamo analizzato non è una priorità settoriale, semplicemente settoriale, ma è una priorità definita come combinazione tra settori potenziali, tecnologie, elementi di innovazione, anche sfide di carattere sociale. Questo è un fatto positivo perché la Smart Specialization non è una politica concepita per essere una politica settoriale, è una politica concepita per essere una politica di innovazione basata sui punti di forza e sul potenziale di innovazione di un territorio. E l'innovazione non è solo tecnologia, non è solo in certi settori, può essere in tanti settori, può essere anche nei settori immaturi, può essere anche nei settori che non sono tecnologici. E questo è importante. La cosa che invece ci ha lasciato un po' più perplessi è la definizione delle priorità come un po' menù, diciamo. Quindi le priorità sono complesse, ed è giusto che siano complesse, però sono pletoriche, in molti casi sono pletoriche, quindi non sono, ci domandiamo, sono veramente delle priorità o sono un modo in realtà per cercare di nascondere obiettivi orizzontali con obiettivi diciamo più selettivi. Non ho una risposta, la mia risposta non è una risposta generale, la mia risposta è che molte regioni in Europa, in molte regioni d'Europa vediamo appunto una difficoltà non solo nella comprensione e nel meccanismo di come identificare le priorità, ma spesso nella tendenza a essere un po' troppo laschi in realtà nella definizione, nel targeting, no? delle priorità stesse. Il secondo punto, e finisco qua, riguardano le misure attuative. Su 7 paesi siamo andati a vedere i bandi. Siamo andati a vedere, ma veramente i bandi sono allineati alla strategia o no? Perché poi questo è il punto, se non finanziamo i progetti che sono allineati alla strategia, abbiamo fatto una strategia per niente. Ebbene, quasi tutti i bandi, credo fosse il 93-94% dei bandi che avevamo analizzato, effettivamente contengono un meccanismo di allineamento dei progetti alle priorità. Soprattutto, moltissimi di questi bandi contengono un criterio di ammissibilità. Quindi un progetto non è ammissibile al finanziamento del bando se non riguarda una priorità di Smart Specialization.
quello che anche qua c'è un passo in più che si può fare e che potrebbe essere molto utile fare nella prossima fase è ancora di più essere selettivi, cioè cercare di costruire attorno a ciascuna delle priorità gli strumenti di policy che meglio possono sostenere l'innovazione che si sta sviluppando o che si pensa si possa sviluppare in quella priorità. Quindi in generale i bandi che avevamo visto erano bandi che comprendevano tutte le priorità senza particolare distinzione di strumenti o di beneficiari o di tempistica a seconda delle priorità delle diverse priorità, anche se magari una priorità era turismo e l'altra era advanced manufacturing, che diciamo, probabilmente necessitano di strumenti di policy un pochino diversi. Io mi fermerei qua. Come conclusione voglio dire, e magari do un punto sull'enabling condition, che è poi il punto di partenza del prossimo periodo di programmazione. La filosofia dell'enabling condition è una filosofia che è completamente diversa dalla condizionalità ex ante. È una specie di accompagnamento in un processo. Quello di cui vi ho parlato oggi è un po' l'idea che abbiamo di come un processo si può sviluppare, quindi di cercare di porci degli obiettivi di miglioramento continui in un processo che non deve avere delle fasi diciamo di stop, delle fasi di avanzamento, ma che sia il più fluido possibile, che abbia un chiaro diciamo, riferimento, delle chiare regole all'interno di ogni comunità regionale e che sia anche tarato sulle capacità istituzionali, amministrative e anche capacità di interazione dei vari stakeholder che ciascuna regione offre. Grazie mille, sono molto grato di aver avuto questo momento di condivisione con voi dei nostri risultati di ricerca. Grazie dottor Rainoldi, grazie quindi al JRC per la partecipazione oggi a questa iniziativa. Avremo modo di confrontarci poi dopo diciamo, tutte le presentazioni dei gruppi di lavoro e siamo molto curiosi di ritornare a lei per confrontarle con questi suggerimenti. E a proposito, diciamo, di sfida gratificante per quanto riguarda la strategia di specializzazione intelligente, do subito la parola alla collega direttore centrale delle attività produttive, la dottoressa Magdauliana, per farci entrare nel vivo di che cosa rappresenta per questa regione la strategia di specializzazione intelligente, quali obiettivi si pone per il futuro e perché è importante conoscerla. Bene, buongiorno a tutti. Devo dire che in particolare dopo aver sentito il dottor Rainoldi ho l'impressione che quantomeno la prima parte di quello che può essere un mio breve intervento sia, come dire, in qualche modo già, tra virgolette, stato sviluppato, perché oggettivamente effettivamente alla luce di quello che abbiamo sentito l'S3 è, come dire, un approccio culturale più che ho già sentito in qualche modo appunto anche quasi una difficoltà di definirlo e quindi di trovare un elemento appunto definitorio che non stia proprio in un approccio, in un modo sostanzialmente di vedere un sostegno, una politica che nel caso di specie, parlando di attività produttive, sia diciamo qualcosa che sostiene appunto il cambiamento, il rinnovamento di quella che è la politica industriale che le regioni o comunque il sistema territoriale può portare avanti. Quindi ho osservato in particolare un aspetto delle slide del dottor Rainoldi, e cioè, e partirei quasi da lì,
e cioè l'elemento per cui ha sottolineato che comunque questa visione, al di là degli elementi, diciamo, di sicura positività, e quindi, come dire, è stato visto come una sfida, come, no, la necessità di percorrere strade nuove, eccetera, eccetera, però alla fine, ad oggi, sulla programmazione comunitaria, quantomeno, diciamo così, in via di chiusura, e quindi sulla 14-20, il dato che ho, diciamo, rilevato da quello che ci è stato presentato è che questo approccio nuovo non ha portato apprezzabili, diciamo, o significativi elementi su quello che può essere, diciamo, che avrebbe dovuto essere l'incremento, diciamo, del contesto produttivo, l'incremento dei posti di lavoro, insomma, in qualche modo un parametro concreto di valutazione della sua, tra virgolette, efficacia. D'altra parte mi viene da dire che se effettivamente stiamo parlando di un approccio culturale, cioè di una visione per cui oggi dire che qualunque politica di sviluppo non possa prescindere da quelli che sono gli elementi, l'attenzione, lo dico in termini molto semplici, ma poi credo che di questo parliamo, l'attenzione all'ambiente, l'attenzione ad una capacità di produzione che appunto non generi una quantità di rifiuti che diventa di per sé un elemento di criticità e di problematicità, ad esempio. Bene, se diciamo di questo parliamo, è chiaro che, come dire, a livello di politiche vere, di quello che si vede proprio concretamente sul territorio, questo percorso è ampiamente già avviato in quasi tutti i contesti che possiamo ritenere come contesti di innovazione. E credo che l'elemento sia proprio questo, cioè almeno quello che per me, e me ne scuso perché posso avere un approccio recente a certe tematiche, però rispetto a quello che ho bisogno di vedere, di percepire, dico che nella realtà della regione Friuli Venezia Giulia, ad esempio, a livello imprenditoriale, noi quello che possiamo, tra virgolette, soffrire oggi, che cos'è? È quello di cui soffre il sistema paese in modo importante, forse noi ancora di più, cioè di realtà molto piccole, di realtà diciamo quasi mononucleari, monofamiliari, un sistema imprenditoriale che sostanzialmente è quello delle imprese individuali, ovvero mi verrebbe da dire delle partite IVA un po' cresciute, tra virgolette, e rispetto alle quali tutto quello che è una prospettiva di crescita deve necessariamente passare attraverso un approccio, una traduzione di quello che può essere un sistema di innovazione rispetto a quello che può essere diciamo così, approfondimenti a vari livelli. Tradotto, nel sistema imprenditoriale che mi è capitato, diciamo, di vedere mettiamola così, poche o alcune delle realtà più importanti a livello regionale, che evidentemente sono realtà di caratura nazionale, in alcuni casi assolutamente internazionale, questa traduzione, l'attenzione all'ambiente, la proiezione, diciamo, verso tutto quello che è, diciamo, la digitalizzazione, tutte queste, diciamo, espressioni che ormai legano, no, l'idea stessa di fare impresa, per capirci, sono elementi caratterizzanti il concetto stesso di fare impresa ad un certo livello. Queste cose le ho viste solo che le ho viste in maniera chiara. Mi sono resa conto che oggi la fabbrica non è quella che poteva esserci in un mio ricordo, diciamo così, ecco, diciamo così, di molti anni fa, o di un approccio al lavoro molto risalente. Oggi la fabbrica è un contesto dove non c'è traccia, tra virgolette, di un lavoro sporco, mettiamola così, uso l'espressione lavoro sporco, spero di essere chiara in questo, ma voglio dire questo accade in pochissime realtà.
dove effettivamente vedi che c'è una presenza di tecnologia molto significativa, dove, ripeto, l'attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'ambiente, permea proprio, diciamo, la presenza della macchina stessa e anche il rapporto dell'uomo con la macchina. Ora però questo, in quanta, diciamo, attività industriale, per esempio nella manifattura, cioè in che percentuale si caratterizza questo modo di essere? In un modo che ci viene dato dai numeri: 93.000 imprese, quante società per azioni abbiamo? Un numero infinitesimale, o comunque una percentuale minima, un 20%. Questo è già l'elemento, ok? Quindi rispetto a questo io credo che la nuova programmazione e la sfida di cercare di dare, diciamo, di tradurre quella che mi sembra appunto un approccio culturale, dicevo scherzando questi giorni quasi una Weltanschauung, insomma, no? Di quello che è, diciamo, il settore della politica economica. Bene, mi verrebbe da dire che se non sapremo introdurre degli elementi, un collegamento molto stretto tra quello che è l'approccio, diciamo, culturale e quindi quello che è l'innovazione e la ricerca in qualcosa, diciamo così, di verificabile, poi di assolutamente testabile, questo passaggio, questo know-how, è questo l'elemento fondamentale per cui noi dobbiamo spenderci, tra virgolette, nel far sì che questo approccio culturale si traduca in qualcosa di diverso e che possa effettivamente avere una ricaduta tale per cui il posto di lavoro, diciamo così, quei dati numerici a cui faceva riferimento Rainoldi, che mi sembrano assolutamente neutri, quei dati vengano superati, perché mi sembra, ripeto, che proprio questa espressione di Rainoldi caratterizzi in modo chiaro la criticità di quello che altrimenti rischia di rimanere esclusivamente un ragionamento, diciamo così, un approccio speculativo, ma che poi effettivamente non cambia assolutamente, non riesce, diciamo così, a tradursi in un altro. Quindi secondo me il tema è proprio quello, diciamo, di avere la capacità di creare delle progettualità, di, diciamo, avvicinare il sistema imprenditoriale a creare delle progettualità e a sostenere delle progettualità che possano rappresentare veramente la traduzione di un pensiero alto, di un pensiero di prospettiva che è imperniato da questi concetti in qualcosa di percepibile in termini concreti. Grazie. Grazie dottoressa Uliana, ci ha sicuramente sottolineato l'importanza di avere un approccio che poi arriva a risultati concreti. Mentre do la parola a Ketty Segatti, vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ma quindi anche rappresentante della struttura coordinatrice, della seconda struttura coordinatrice insieme a attività produttive della S3, colgo l'occasione ponendomi un po' all'incrocio fra queste due strutture attuatrici per ringraziare in particolare la dottoressa Vietzoli, la dottoressa Gamba e la dottoressa Masoc, che dalle nostre tre strutture, diciamo, hanno dato vita a tutte le attività che oggi un po' stiamo celebrando e avviando insieme. Do la parola a Ketty Segatti, ricordando un po' a tutti che cerchiamo di traguardare l'orario che ci eravamo dati per dare la parola ai gruppi. Prego. A te. Ketty Segatti ci aggiornerà sullo stato di avanzamento e quindi ci porterà ancora più dentro questo processo in maniera molto concreta. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Io ho proprio il piacere di presentare lo stato di avanzamento della strategia di specializzazione intelligente, anche perché credo e sono convinta che al di là di un approccio culturale, per dare senso e concretezza alla strategia c'è molto lavoro da fare. Un lavoro che è molto complesso perché prevede il coinvolgimento di molti attori. Nella mia presentazione seguirò quelli che sono i 7 criteri, le 7 condizioni abilitanti che prima sono state citate dal dottor Rainoldi, che sono fondamentali perché costituiscono sostanzialmente le linee guida
per poter attuare una buona strategia di specializzazione intelligente. Il lavoro che stiamo attuando come amministrazione regionale non parte oggi, ma ci stiamo lavorando dal 2019 sull'aggiornamento della S3 e lo stiamo facendo per traguardare l'avvio della nuova programmazione 2021-2027. Se potete andare nella precedente slide, grazie. Nel descrivere lo stato d'avanzamento, quindi toccherò le 7 condizioni abilitanti, non in ordine numerico, ma partirei dal criterio numero 4, che è proprio il processo di scoperta imprenditoriale, perché il processo di scoperta imprenditoriale è il cuore proprio del percorso di aggiornamento della S3. È proprio un percorso che prevede un intenso dialogo e un ascolto tra l'amministrazione regionale e i portatori di interesse del territorio e che ha come obiettivo quello di individuare gli obiettivi di sviluppo territoriale. Come prima diceva correttamente il dottor Reinoldi, qui parliamo non solo di politica industriale, non solo di ricerca, di innovazione, ma parliamo proprio di uno sviluppo del territorio, individuando quelli che sono i punti di forza del territorio e con l'obiettivo di rispondere alle istanze dei cittadini, della comunità, per dare delle concrete ricadute a livello socio-economico. Questo processo di scoperta imprenditoriale che ha avviato, e oggi la presentazione dei risultati degli 8 gruppi di lavoro costituiscono un esempio, è stato coordinato dall'Agenzia Sviluppo Impresa con il supporto scientifico di Area Science Park ed ha visto un contributo ad una partecipazione molto fattiva dei cluster che si portano dietro peraltro l'esperienza, come prima ha citato l'assessore Rosolen, dell'attuale programmazione 2014-2020. Rispetto a questo processo io voglio sottolineare un aspetto molto importante che è la comunicazione. La comunicazione è fondamentale perché non è facile, come dire, trasmettere un messaggio, il senso del processo di scoperta imprenditoriale e soprattutto non è facile arrivare ai cittadini e quindi non solo alle imprese, ma a tutti i soggetti che sono potenzialmente interessati. E quindi lavoreremo moltissimo sull'aspetto comunicativo, sia attraverso i social che attraverso una revisione del sito, ma anche attraverso degli eventi di diffusione. Per rivedere appunto la strategia abbiamo iniziato con la revisione della governance. E come diceva correttamente prima il dottor Reinoldi, qui c'è tutto il tema della complessità e quindi della necessità di costruire un modello di governance che possa essere in grado di sostenere questo processo lungo nei 7 anni di programmazione. E su questo appunto noi abbiamo voluto lavorarci subito, quindi è stata una delle prime modifiche che abbiamo fatto nel 2019. Siamo intervenuti in che modo? Cercando di ampliare la partecipazione, quindi il coinvolgimento degli attori, quindi non solo le imprese, non solo il sistema della ricerca, ma anche le istituzioni e la società civile. Per questo motivo, volendo attuare un modello di quadrupla elica, abbiamo costituito, come diceva correttamente l'assessore Bini, questo comitato strategico più allargato e rappresentativo di tutti i portatori di interesse della quadrupla elica. Abbiamo lavorato sulla costituzione dei gruppi di lavoro, ampliandoli e quindi individuando tante aree tematiche che costituiscono oggetto di una prima riflessione che ci porterà poi alla selezione delle priorità. Per quanto riguarda la governance interna, abbiamo cercato, come dire, di rafforzare proprio in una logica di crescita del know-how e di valorizzazione del know-how interno. E quindi, oltre appunto a confermare le 2 strutture coordinatrici, abbiamo puntato su un segretariato tecnico che sia, come dire, rafforzato con una composizione ristretta, un nucleo forte, che sono le persone che prima ha citato la dottoressa Verni, e anche poi una composizione allargata a geometria variabile, coinvolgendo quindi le altre direzioni regionali a seconda dei temi oggetto di discussione.
Un altro punto importante che è stato sottolineato prima è quello del monitoraggio e della valutazione. Quindi anche questo è un aspetto che abbiamo aggredito fin dall'inizio, sempre nel 2019, quindi rispetto al criterio 3 che dice la costruzione di strumenti di sorveglianza e di valutazione per misurare le performance rispetto agli obiettivi della strategia. Abbiamo, anche alla luce della peer review che abbiamo fatto a Vilnius nel 2018, quindi prendendo le buone esperienze, abbiamo rivisto il sistema di monitoraggio proprio in un'ottica di renderlo più coerente rispetto a quelli che sono i temi oggetto di valutazione, di monitoraggio e di valutazione. Attualmente stiamo lavorando sugli altri punti, sugli altri criteri abilitanti, in particolare sull'analisi del contesto, e su questo dobbiamo ringraziare Area Science Park che ci ha fornito un supporto per la definizione dei contenuti diciamo del contesto regionale, ma stiamo lavorando anche con l'Ocse di Trento per fare un'analisi più approfondita su quelli che sono i colli di bottiglia dell'innovazione, che sono un altro elemento fondamentale che deve essere definito nell'analisi di contesto. Rispetto agli altri condizioni abilitanti abbiamo approfondito rispetto a quella che è ad oggi la situazione del sistema della ricerca e dell'innovazione regionale, valorizzando due punti fondamentali che sono il sistema scientifico dell'innovazione regionale e il progetto di sistema Argo. Abbiamo lavorato sulla mappatura e identificazione di quelle che sono le azioni ad oggi svolte a supporto della transizione industriale. Stiamo lavorando insieme ad Ocse, e poi questo sarà oggetto dell'intervento della collega Sodini, sul tema della cooperazione della regione negli ambiti prioritari della S3 in un'ottica internazionale. Quindi, come dire, tutti i 7 temi, tutte le 7 condizioni abilitanti sono in corso, come dire, sono state attivate. Ovviamente in questo lavoro siamo sempre affiancati dall'Agenzia di Coesione Territoriale, che come sappiamo guida il negoziato a livello nazionale, e poi anche abbiamo un contatto con la Commissione europea, perché man mano appunto che questa costruzione della nuova strategia ci porta a degli output, a dei prodotti, e forniamo questi aggiornamenti alla Commissione. Io volevo andare all'ultima slide per darvi le ultime indicazioni, quindi questo è quello che abbiamo fatto in estrema sintesi fino ad oggi. Che cosa dobbiamo fare ancora per traguardare l'avvio della nuova programmazione con una strategia di partenza revisionata, e come diceva Reinoldi non è chiusa, ma è l'inizio poi di un percorso che prevede continui aggiornamenti. Allora, ad esito di questa fase di scoperta imprenditoriale, l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, con il supporto scientifico di Area Science Park, proporrà alle 2 strutture coordinatrici una proposta di priorità, aree di specializzazione, traiettorie di sviluppo e risultati attesi, i quali saranno sottoposti all'esame delle 2 strutture coordinatrici ed essere dalle stesse convalidate, sottoposte al parere del comitato di direzione, che è il nostro organismo interno che è della direzione dell'amministrazione regionale, che è formato dai direttori centrali di tutte le direzioni centrali, per poi essere sottoposto quindi al comitato strategico, quindi a quello che abbiamo chiamato l'organismo rappresentativo della quadrupla elica. Quindi sarà come dire, avremo una proposta che nasce da un processo di consultazione, e per arrivare all'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale ci saranno quindi ancora dei passaggi che ci consentiranno di fare delle ulteriori verifiche e di acquisire degli ulteriori elementi che potranno, come dire, darci perlomeno la garanzia di avere
di avere un prodotto, di avere definito una strategia che ci possa, come dire, far aprire alla nuova programmazione con tutti gli strumenti e con tutti gli elementi per poter lavorare bene, per poter conseguire quelli che sono gli obiettivi che la strategia di specializzazione intelligente si pone. Io vi ringrazio per l'intervento, per avermi dato questa opportunità. Grazie Chetti, grazie dottoressa Segatti. Siamo andati un po' lunghi con i tempi, io non ho, come si può dire, vedo talmente tanto impegno su questo fronte da parte delle strutture attuatrici e coordinatrici che sinceramente non riesco a trattenere un po' dentro ai tempi. Approfitto così per ringraziare anche il personale che fa parte della direzione lavoro e che lavora sul POR FSE, in particolare le colleghe Alessia Borretta e Elisabeth Antonaglia, che appunto sul fronte della comunicazione ci stanno dando una grandissima mano. È veramente un grande lavoro di squadra quello che ci porta qui oggi. Prego Sandra Sodini, se ci puoi portare, aprire una finestra sugli aspetti internazionali, sulla dimensione internazionale della S3, con i tempi che si stanno un po' scorrendo, però con grandissima attenzione per questo aspetto. Grazie Lidia, ringrazio l'Agenzia, le strutture coordinatrici per aver organizzato questo evento impegnativo, per cui complimenti veramente. Io cercherò, mi hanno detto 5 minuti, per cui li abbasso forse a 4 e vediamo se riusciamo a dare la dimensione internazionale dell'S3. Contiamo su di te, Sandra. Allora, in realtà io volevo fare una piccola introduzione di contesto. Io spero che il JRC che oggi è presente non sia insoddisfatto, ma avendo tanti partecipanti volevo proprio chiarire perché una dimensione europea delle strategie di specializzazione intelligente. Noi dobbiamo pensare che la politica industriale europea oggi ha bisogno di essere competitiva verso l'esterno. Abbiamo dei player globali che ovviamente sono Stati Uniti, sono Cina, BRIC, ci troviamo in un testo difficile, per cui dobbiamo cercare di mettere insieme il meglio di quello che i territori dell'Unione Europea possono dare per creare catene di valore che si uniscono e non dividono. Per questo motivo abbiamo visto in maniera molto chiara anche nel periodo del Covid quanto sia importante avere delle catene di valore europee che all'interno di temi che sono le specializzazioni si uniscono le competenze, uniscono i propri territori per cercare di essere ancora più efficaci ed efficienti rispetto all'esterno, al mondo esterno dell'Unione Europea. Pertanto l'iniziativa della Commissione Europea di aggregare in questo momento in 3, chiamiamoli macro ambiti, per cui l'agri-food, l'industrial modernization e l'ambito energy, significa cercare di aggregare in delle catene di valore il meglio che in ricerca e innovazione l'Unione Europea, i territori dell'Unione Europea possono produrre. Vediamo quali sono le priorità della nostra S3 nel periodo 14-20 che appunto in questo importante momento col percorso di scoperta imprenditoriale verranno riaggiornate. Vediamo quanto è composita la piattaforma delle specializzazioni intelligenti in ambito europeo, per cui rispetto ai 3 macro ambiti troviamo moltissimi settori molto specifici in cui appunto si possono creare delle reti, dei network, si possono soprattutto creare dei partenariati e la Regione Friuli Venezia Giulia può anche e soprattutto esportare il proprio know-how e farsi conoscere verso l'esterno. Per la dimensione internazionale che può avere una regione come la nostra, con 2 confini, comunque piattaforma al centro dell'Europa,
è importantissimo farsi conoscere per attrarre, non solamente per, diciamo, condividere policy, benchmarking, che è anche importante, ma anche per, in maniera pragmatica, farsi conoscere all'interno delle reti e attrarre competenze ed esportare competenze. Questo è in maniera molto, chiamiamola concreta, l'apporto che si vuole dare attraverso la dimensione internazionale delle S3. In realtà le Smart Specialization Strategy, le piattaforme in Europa sono nate nel 2015 con una programmazione 14-20 che ha inserito la strategia di specializzazione intelligente all'interno di ogni programmazione regionale, ogni programmazione nazionale, dunque europea, ma nasce ancora prima, e chiedo la slide, ovviamente qui io ho cercato di far vedere con le stelline dove siamo presenti a livello di cluster. Quello che è importante è che all'interno delle strategie di specializzazione intelligente, delle piattaforme, si è ripresa una metodologia che è nata nel 2013 attraverso una salotto buono, così lo chiamerei, di territori molto innovativi dell'Unione Europea, che si chiama Iniziativa Vanguard, e che ha voluto concretamente mettere insieme sulle S3, sulle specializzazioni di ogni regione, un approccio dal basso, guidato ovviamente da un fondamentale integrazione tra pubblico e privato, per cui le regioni si portano dietro il proprio territorio attraverso il fondamentale apporto dei cluster, che sono però i rappresentanti anche di un mondo imprenditoriale che altrimenti da solo non riuscirebbe a entrare nel mondo europeo, perché è complesso, perché appunto impegnativo, e per cui grazie al fatto di riuscire a posizionarci all'interno delle strategie di specializzazione intelligente, siamo riusciti a posizionarci anche all'interno della Vanguard Initiative. Salotto buono europeo perché? Perché trasforma quelle che sono le politiche della strategia di specializzazione intelligente europea in prodotti, lo possiamo dire così, in prodotti reali. Tanto che nella programmazione 21-27, e in questo si capisce anche quanto è importante la compartecipazione dei territori in Europa, nasce una nuova iniziativa che verrà finanziata probabilmente con 500 milioni di euro, iniziativa interregionale per gli investimenti in innovazione, che intende proprio partire dai prototipi dei prodotti aggregati e nella loro commercializzazione, mettendo insieme le regioni, le imprese, ovviamente la ricerca, per creare prodotti innovativi non tanto e non solo all'interno dell'Europa, ma soprattutto all'esterno. Per cui la Regione Friuli-Venezia Giulia a luglio è riuscita ad entrare all'interno della Vanguard Initiative attraverso una complessa procedura, perché appunto sono le regioni selezionate che entrano all'interno di questo salotto buono. Questo salotto buono ha creato in Europa una nuova, chiamiamola, prospettiva, che è appunto l'iniziativa interregionale per gli investimenti in innovazione, che verrà finanziata nella prossima programmazione 21-27 a livello europeo. Noi, grazie ai nostri cluster che si danno veramente molto da fare, siamo riusciti ad entrare in alcune reti che contano. Queste reti tra l'altro sono agganciate a Horizon 2020, al futuro Horizon Europe, e per cui il fatto di partecipare a queste reti significa entrare anche poi in progetti concreti che portano risorse al territorio, che portano finanziamenti al territorio per farlo crescere in un'ottica europea. Ecco, io chiudo veramente ringraziando tutti coloro che hanno partecipato e organizzato questa iniziativa. E so di essere stata piuttosto sintetica, ma i tempi veramente sono questi, ma il Servizio di Relazioni Internazionali è comunque a disposizione poi per, nel caso,
rispondere agli stakeholder interessati più nello specifico. Grazie e ripasso la parola a Lidia. Grazie Sandra, effettivamente mi sembra una notizia importantissima anche per tante imprese che sono adesso qui collegate, che trarranno ancora maggiori opportunità da questo lavoro. Do adesso la parola al direttore del servizio gestione fondi comunitari nonché autorità di gestione del Porfeser, architetto Lino Vasinis. Siamo un pochino fuori con i tempi che ci eravamo dati, ma Lino ha dei numeri importanti per dirci come la S3 in realtà sta portando risultati concreti molto importanti sul territorio. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, io rappresenterò appunto un punto di vista parziale rispetto al tema dell'S3, che è quello che è proprio dell'autorità di gestione del programma operativo regionale FESR. Quindi con un brevissimo sguardo su dati significativi dell'attuale ciclo di programmazione e un paio di considerazioni in prospettiva futura. Salterei questa slide perché, voglio dire, era introduttiva al tema dell'S3 che è già stato trattato e introdotto da chi mi ha preceduto. Mi soffermerei appunto su alcuni dati, ovvero su come l'attuale S3 sia stata importante per l'attuazione del programma operativo e come abbia condizionato anche gli investimenti del programma operativo FESR, che diciamo così è senz'altro uno dei programmi e uno degli strumenti principali che poi ha finanziato e implementato la S3. Vedete che l'asse 1, quello della ricerca e dell'innovazione del 14-20, ha impegnate oltre 80 milioni di euro e vedete che l'S3 ha di fatto condizionato tutti i bandi che poi sono stati pubblicati a valere sull'asse. Questo perché ovviamente l'S3 era una condizione abilitante e una condizionalità, diciamo così, per tutto il tema. Ma non solo, come era stato prima illustrato anche dal dottor Rainoldi, anche l'asse 2, quello destinato alla competitività delle imprese, ha un'allocazione non indifferente di risorse che è pari al 30% dei 108 milioni complessivi, che è stata condizionata dall'S3 perché appunto in diversi bandi riservati alla competitività del sistema produttivo, l'S3 era vista come una premialità e quindi ha condizionato l'allocazione degli investimenti. Cioè a dire, noi abbiamo che il 40,6% delle risorse di tutto il programma, che sono quindi 114 milioni rotti di euro, sono stati guidati fondamentalmente dall'S3. Quindi, come dire, poi se andiamo alla slide successiva, al di là dei ragionamenti sull'allocazione delle risorse, vediamo che quello che ha prodotto con dati rilevati i 114 milioni di euro governati, diciamo così, orientati dall'S3. Diciamo che sono state finanziate oltre 1400 imprese per progetti simili fondamentalmente, perché qualche impresa ha potuto accedere a più bandi, quindi i progetti finanziati sono di misura leggermente superiore. Ha generato 285 milioni di euro di investimenti, quindi l'effetto leva è stato del doppio, fondamentalmente di oltre il doppio. Ha finanziato 59 brevetti. Qui c'è un dato che forse stride con quello che aveva evidenziato il dottor Rainoldi, perché da quanto ci risulta sono stati creati 1400 nuovi occupati e sono stati finanziati 45 ricercatori, con la creazione di 123 nuove imprese. Questo per dire quanto è stato importante nell'orientamento del programma la S3 attuale. Ora, però, se andiamo oltre, un attimo solo, ecco, un'altra slide voleva solo rappresentare rispetto alle aree di specializzazione come le risorse siano state distribuite. Quindi vedete qua l'intensità rappresentata dalla dimensione delle sfere, dove vediamo che di fatto c'è stata una distribuzione tutto sommato abbastanza equa, se escludiamo il cluster cultura, creatività e turismo, delle risorse, perché vediamo che la metalmeccanica ha assorbito la maggior parte delle risorse in termini assoluti, seguita
più o meno in misura uguale dal sistema casa, dalla smart health e dalle tecnologie marittime. Un pochetto meno siamo sull'agroalimentare. Questo è quello che il programma ha prodotto, diciamo così, sotto l'egida dell'S3, il programma attuale. Però vorrei fare queste due considerazioni pro futuro. Uno, che a mio giudizio mi ritrovo molto su quello che ha evidenziato il dottor Rainoldi, è stato poi anche avvallato dalla dottoressa Uliana, cioè che al di là di questo monitoraggio interno, che ci fa vedere delle cose molto interessanti, molto importanti, secondo me all'esterno cioè, è difficile avvertire il risultato concreto di questi finanziamenti. Per cui credo che forse il lavoro sulla selettività sia una cosa da sicuramente considerarsi. E in secondo luogo dico anche come auspicio sul 21-27 che ovviamente qua è stato sottolineato da tutti la complessità di questo percorso, che nessuno sicuramente nega, però voglio dire che il programma, ormai il periodo 21-27 si sta avvicinando, anche il futuro programma sarà fortemente condizionato, come abbiamo sentito, dalla condizione abilitante S3, e quindi giungere a una revisione che ci dia il via libera alla possibilità di impegnare le risorse per il 21-27 in tempi è sicuramente importante, sia in primo luogo per le aziende che poi beneficeranno di questi contributi, ma anche in funzione magari più ristretta dell'attuazione del programma, perché sappiamo bene che con la regola dell'N+2, se non riusciamo a certificare una determinata spesa entro un determinato periodo, l'Europa si riprende indietro le risorse. Quindi sicuramente i bandi dell'obiettivo di Policy 1, per la loro connotazione, saranno quelli che sarebbero più pronti a partire. Quindi noi contiamo di poter partire con una certa celerità, però abbiamo sicuramente bisogno di avere l'S3 rivista. E quindi l'auspicio che pongo è sicuramente di lavorare bene, perché bisogna lavorare a una buona S3, ma anche di di procedere celermente, perché ne va appunto di questi risultati che ci attendiamo. Io mi fermerei qui. Grazie, ringrazio Lino Vasinis e l'autorità di gestione del Porfesr, e mi piace molto pensare che appunto tutto questo lavoro che adesso sta mano a mano durante i nostri interventi sta andando sempre progressivamente a mostrare quali sono poi i suoi aspetti risvolti concreti di potenziale anche impatto, e quindi grazie per questi dati e grazie anche al gruppo del FESE, in particolare alla dottoressa Colle e alla dottoressa Micheli, che ci hanno aiutato in vista di questa iniziativa. Passo adesso la parola al direttore generale di Area Science Park, Stefano Casaleggi, per il nostro, diciamo, partner per il processo di scoperta imprenditoriale, proprio per darci una introduzione su questo pezzo importante, su questo percorso importante, e quindi prelude poi all'apertura della seconda parte di questo evento di lancio e alla presentazione dei gruppi di lavoro. A te la parola, Stefano. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, gran parte delle cose sono state dette, però alcune le vorrei ripetere perché sono l'elemento essenziale. Il processo è complesso, ma perché inevitabilmente deve avere un elemento di scoperta intorno a sé, deve avere una capacità di ricognizione dell'esistente e delle tendenze future. Quindi non può che avere grandissime partecipazioni di competenze molto diverse fra loro, e quindi la struttura che è stata data dalla Regione è stata estremamente efficace, perché da un lato le direzioni centrali coordinatrici, le due direzioni, le attività produttive, la parte lavoro, istruzione, università, sono state una sorta di primus inter pares. Poi c'è stata la regia dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, che ha garantito una coerenza e anche tutte le modifiche che si sono rese necessarie dopo la prima fase, anche in questi tempi molto difficili, perché ovviamente il processo doveva garantire risultati omogenei, secondo le indicazioni del GRC, come abbiamo sentito, documentabili, trasparenti, aperte, e quindi si tratta anche di riuscire a ottenere questi risultati. E da questo sono nati gli 8 temi, che sono il centro della giornata odierna, quindi io sarò estremamente rapido. Gli 8 temi, e per me è importante segnalare il fatto che sono stati affidati ai cluster, cioè perché i cluster hanno dimostrato in questi anni
quella capacità di interpretazione del settore di loro riferimento, quella capacità di comprensione del territorio e anche quella sensibilità di sapersi muovere leggermente fuori dai propri ambiti ai fini del processo di scoperta, perché la scoperta non è solamente un aggiornamento puro dell'S3, è un aggiornamento che deve essere intelligente, andando a capire quali sono le tematiche nuove, cercando di traguardarsi in un periodo di 7 anni davanti a sé. Quindi il ruolo dei cluster, che è quello stato centrale, è un elemento che volevo segnalare, come anche quella capacità in tempi difficili, perché non dimentichiamoci che stiamo vivendo tempi difficili, di poter cooperare tra direzioni diverse, impostazioni diverse, che ha anche favorito il nostro ruolo di supporto scientifico e che poi dopo ci vedrà coinvolti nella fase più di compilazione delle sintesi. Anche oltre ai cluster è importante segnalare i questionari, che sono elementi di raccolta su una base territoriale più ampia, e io ovviamente questa forza, questa vitalità del gruppo di lavoro. Permettimi di ringraziare da parte del mio team la dottoressa Masocco per la capacità di aiutarci, perché non è stato facile, e il suo entusiasmo è stato sicuramente importante. Quello che mi auguro adesso da sentire il percorso, per cui fra pochi istanti entreremo sempre di più in mezzo nel cuore dei problemi, quella capacità di sintetizzare le priorità, di sintetizzare le aree di specializzazione e di riuscire a fornire al comitato strategico degli elementi che permettano una sintesi politica fondamentale, perché la parte significativa ovviamente sarà lì, a partire dal lavoro che si fa sul campo e sul territorio. Io veramente non desidero aggiungere nient'altro in questo momento, perché solo la soddisfazione di essere stati selezionati dalla Regione e l'augurio di aver dato un minimo contributo in questo processo, che è veramente difficile ma è assolutamente cruciale. E per quanto riguarda l'ultimo commento dell'architetto Vasinis, che è vero, la capacità di saper dire al territorio intero qual è la ricaduta vera di queste iniziative, è uno sforzo che deve essere fatto e deve essere pensato, perché è importantissimo riuscire a correlare questi lavori con questa capacità culturale di dare orientamenti nuovi e stimoli nuovi al sistema produttivo, ma poi bisogna anche saperlo dire a chi non è direttamente coinvolto in queste iniziative. Con questo io ringrazio voi e mi aspetto di sentire grandi novità dagli 8 tavoli. Bene, grazie Stefano Casaleggi. A mia volta ho veramente piacere di ricordare in particolare l'ingegner Morea, il dottor Mercatelli e la dottoressa Guttilla come nostri, diciamo, come i tuoi ufficiali di collegamento su questo lavoro, con la dottoressa Masocco effettivamente anch'io ringrazio. Allora, finalmente, dopo aver capito quanto i meccanismi sono laboriosi ma anche molto pensati e molto interconnessi, diamo la parola al primo gruppo di lavoro. Abbiamo chiesto ai gruppi di farci capire qual è l'area di loro competenza, presentarci un po' come si sono organizzati, le attività che hanno già svolto, ma soprattutto come si aprono adesso ad accogliere ulteriori stimoli e a completare, perché oggi presentiamo quello che è stato fatto sul percorso, ma soprattutto quello che c'è da fare. Prego, do la parola a Saverio Maisto, che è direttore del Comet, il nostro cluster della metalmeccanica, e coordinatore del gruppo di lavoro Fabbrica Intelligente. Sì, grazie mille Lidia, grazie mille direttrice. Quanti minuti ho? Minimo 10, come posso darvi di meno? 10. Perché avete avuto veramente, abbiamo un po' sforato. Cercherò di essere velocissimo. Direi che se andiamo anche un po' più lunghi sui tavoli è proprio quello che da mesi ci pregustiamo di ascoltare. Vado subito al dunque. Allora, innanzitutto grazie mille a tutti, grazie mille all'agenzia, grazie mille alla regione. È difficile fare il primo intervento dopo tutto quello che abbiamo sentito fino adesso, ma cerchiamo di essere estremamente concreti, estremamente pratici. Cos'è il cluster Comet? Comet rappresenta un settore, attenzione, il settore della metalmeccanica in regione, che pesa per circa 3.800 aziende e poco meno di 60.000 addetti. Un settore importante, forse il più importante per quanto riguarda l'impatto occupazionale, l'impatto di numero di aziende nella nostra regione estremamente manifatturiera. Entriamo subito nel dunque. Lorenzo, mi aiuti cambiando slide, per favore. Cosa dobbiamo coordinare? Il gruppo di lavoro Fabbrica Intelligente, che ovviamente non è metalmeccanica, chiariamolo da subito, è trasversale. È trasversale, è un gruppo di lavoro
nel quale noi crediamo moltissimo, perché molte delle attività che seguiamo anche come cluster, non a caso siamo soci del cluster tecnologico nazionale, Fabbrica Intelligente, su delega della regione, quindi rappresentiamo la regione al tavolo dei soci del cluster nazionale, e in qualche modo cerchiamo di avere quindi un overview sulle tematiche appunto legate a Fabbrica Intelligente, sia nazionale attraverso il cluster, sia attraverso appunto la delega a cui faceva riferimento prima la dottoressa Sodini, a dei tavoli internazionali. Apro e chiudo parentesi, ultimamente siamo stati partner di un progetto che scarica sul territorio un importante finanziamento, un progetto europeo da 8 milioni di euro sull'implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale nel manifatturiero. Questo perché eravamo lì nel tavolo buono, come diceva la dottoressa Sodini prima, e abbiamo potuto portare l'istanza del nostro territorio. Scusate, ma era un'informazione importante che ci tenevo a dare, visto l'importanza dell'incontro di oggi. Vado subito al dunque. Fabbrica Intelligente. Che cos'è Fabbrica Intelligente? Lorenzo, tornami indietro di una, per favore. Cos'è Fabbrica Intelligente? Non si può parlare di Fabbrica Intelligenza senza fare un importante riferimento al concetto di Industria 4.0. Industria 4.0 che intende la connessione tra sistemi fisici e digitali. La leggo, okay? Per non sbagliarla. Okay? Anche attraverso le complesse l'utilizzo di big data e adattamento in real time, utilizzando quindi macchinari connessi anche al web e analisi delle informazioni, quindi il dato e l'interconnessione, l'IoT tra le macchine. Ma attenzione, perché Fabbrica Intelligente è una definizione che è stata, scusate, in Industria 4.0 è stata una definizione che è nata nel 2011. 4.0 perché intende la quarta rivoluzione industriale, e quindi dopo la meccanizzazione, la forza a vapore, per capirci, prima rivoluzione industriale, dopo la produzione di massa e elettricità, seconda rivoluzione industriale, dopo il computer e l'automazione della terza rivoluzione industriale, stiamo vivendo oggi la quarta rivoluzione industriale. Quindi partiamo dal concetto di fabbrica intelligente partendo da Industria 4.0. Industria 4.0 che sicuramente è importante, sicuramente è fondamentale, ma non è l'unica come posso dire, concetto che è al centro di Fabbrica Intelligente, perché sicuramente ci interessa l'implementazione, scusate, delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 nelle nostre aziende, soprattutto quelle manifatturiere, per carità, ma attraverso il coinvolgimento della quadrupla elica di tutto l'ecosistema regionale, ma c'è un concetto ancora più importante che è quello di aziende manifatturiere che devono utilizzare i dati, ma soprattutto, come è emerso già nel primo tavolo di lavoro del gruppo di lavoro, dove c'è, qualcuno ha definito un HR 4.0. Quindi stiamo parlando di dati, di interconnessione, di robotica, di sistemi di robot collaborativi, di additive manufacturing, tutte tecnologie che servono assolutamente, dobbiamo tenere monitorato, realtà aumentata, big data, l'uomo ancora al centro. Quindi nel nostro gruppo di lavoro è emersa questa necessità importante, così come è emersa l'importanza di considerare una fabbrica intelligente che debba essere sostenibile ed etica. Cosa intendiamo con fabbrica intelligente? Intendiamo poter implementare i concetti per puntare ad essere la Digital o Advanced Manufacturing Valley a livello nazionale, perché no, di candidarci anche a livello europeo. Quindi pensare a tutte quelle tecnologie che pensano che potranno, tra virgolette, farci trasformare come un punto di riferimento a livello nazionale e a livello europeo. È ambizioso? Probabilmente sì. Se non fosse ambizioso non avremmo accettato la sfida, direi, né noi né la regione. Okay? Abbiamo creato un gruppo di lavoro che è particolarmente importante anche a livello numerico. Non vi nego che la numerosità fondamentale per poter coinvolgere tutti quanti i settori, ci mancherebbe altro, ci ha fatto ragionare sulla possibilità di creare dei sottogruppi di lavoro. Abbiamo creato un gruppo di lavoro dove c'è sicuramente, grazie al coordinamento con l'agenzia, che smetteremo mai di ringraziare, e Area Science Park, attraverso soprattutto l'apporto scientifico fondamentale per poter fare questo tipologia di lavoro, abbiamo coinvolto l'università, l'ITS, quindi il mondo della formazione, il mondo accademico, i parchi scientifici e tecnologici, intesi come polo tecnologico, Friuli Innovazione, e abbiamo coinvolto le aziende, per noi fondamentali, dal momento che sì, dobbiamo tenere in considerazione i grandi, i big a livello regionale, ma dobbiamo ricordarci che la natura, la tipologia del nostro sistema produttivo è formato da piccolissime aziende. In che modo? Cercando di rappresentare tutto il manifatturiero della nostra regione, partendo dai fari,
progetto che ha seguito sotto il cappello di IP4FVG, l'importante progetto a livello regionale, quelli che sono stati contraddistinti come esempi proattivi per il territorio da poter in qualche modo riconoscere come dei fari quando si naviga, okay? E coinvolgendo l'associazione di categoria ovviamente, coinvolgendo anche la rappresentanza delle piccole e medie imprese. È stato fondamentale ovviamente aprirci e non coinvolgere esclusivamente aziende metalmeccaniche, ma anche di altri settori, e così abbiamo fatto. Quindi il gruppo di lavoro è formato da questi aspetti. Se Lorenzo mi aiuta, vi racconto ad oggi cosa abbiamo fatto. Abbiamo ragionato coinvolgendo e confrontandoci in prima battuta direttamente col cluster nazionale. C'è un cluster nazionale, come vi dicevo prima, di cui siamo soci, il cluster tecnologico nazionale Fabbrica Intelligente, e grazie alla collaborazione intensa che abbiamo con il cluster nazionale abbiamo cominciato a capire come ci stiamo muovendo e cosa sta succedendo a livello nazionale, a livello europeo e a livello ministeriale. Non è stato facile, per carità, ma dobbiamo avere un'interconnessione e un confronto costante. Noi siamo una regione di confine, dobbiamo cercare comunque di andare a cogliere le opportunità che arrivano dall'Europa, sicuramente, ma anche a livello nazionale. E il 19, quindi 2 giorni fa, abbiamo intavolato il primo tavolo di lavoro. Lorenzo, aiutami cambiando slide, per favore. Thank you very much. Il 19 ottobre alle 10 abbiamo creato il primo gruppo di lavoro e abbiamo cominciato a lavorare con le keywords. Quali sono le keywords per il gruppo di lavoro che ritengono strategiche e fondamentali nel concetto di fabbrica intelligente? Ed è lì che abbiamo ricevuto ovviamente le sorprese e le informazioni che facevo riferimento prima. Questo uomo ancora al centro, la sostenibilità, tutte le tematiche che ovviamente stiamo prendendo in considerazione. Abbiamo fatto un overview quindi nazionale, al primo incontro, e il 28 ottobre, quindi la prossima settimana, ci sarà un secondo incontro dove andremo a confrontarci con 3 regioni italiane, sempre con un'ottica e una visione verso l'Europa, del quale dobbiamo ovviamente fare riferimento, ci mancherebbe altro, ma confrontandoci con altre regioni nazionali. Su indicazione del cluster nazionale abbiamo coinvolto Lombardia, Piemonte e Marche, che per quanto riguarda le traiettorie fabbrica intelligente risultano essere le più attive, permettetemi il termine, l'aggettivo forse sbagliato, un po' più avanti, e quindi in qualche modo abbiamo selezionato e siamo stati molto fortunati perché hanno subito accettato, perché il confronto è interessante anche per loro, la possibilità di contaminarci tra regioni per capire cosa sta andando, come sta andando dalle loro parti. Quindi il 28 ottobre abbiamo questo incontro con diciamo 3 case study di 3 regioni diverse, e il 5 novembre pensiamo di poter concludere in qualche modo un documento che poi invieremo ovviamente all'agenzia e ad area per una valutazione che possa essere definitiva, speriamo, e comunque poi inizierà tutto l'iter continuerà l'iter di coinvolgimento di tutto l'impatto e il mondo sociale. Nel frattempo c'è un link aperto per chi avesse voglia di darci supporto, siamo sempre a vostra disposizione, quindi contattateci. Adesso nella prossima slide ci sono le keywords e poi ancora i nostri contatti, per poterci suggerire keywords o aspetti da prendere in considerazione all'interno della rivisitazione delle traiettorie, quindi del nostro gruppo di lavoro Fabbrica Intelligente. Se Lorenzo mi aiuta vi faccio vedere che keywords sono emerse velocemente, ma in pochissimi secondi, perché purtroppo il tempo è già scaduto. Vero Lidia, non arrabbiarti, adesso non sforo più di tanto. È scaduto, guarda, sei bravo. Però tu mi hai detto che potevo fare anche qualcosa più di 10 minuti, quindi ne approfitto per dirvi che le tematiche sono ovviamente legate alle tecnologie abilitanti in industria 4.0, c'è qualcosa di nuovo, come vi dicevo l'uomo, come dicevo l'uomo al centro, come vi dicevo la circular economy, tema decisamente importante per poter guardare oltre e guardare avanti. Se Lorenzo mi aiuta con l'ultima slide, prendete contatto pure con i cluster che è a vostra disposizione. Ho visto che tantissimi dei presenti già ci conoscono, se qualcuno non dovesse conoscerci, qua trova i nostri riferimenti. Io resto a vostra disposizione. Grazie Saverio Magisto, grazie al Cluster Comet, grazie per averci ridato così energia dopo questa prima parte impegnativa e andando verso le presentazioni dei gruppi di lavoro. E vedo che poi avete delle belle aperture anche a livello nazionale e internazionale. Credo che state anche mettendo a fattore il vostro progetto Reaction di questo, diciamo, che è maturato durante il lockdown, che ha portato tante idee, tanti ragionamenti. Quindi mi sembra che sia proprio molto avviato il lavoro sul tuo tavolo. Grazie Dir. Do adesso la parola al dottor Pierpaolo Rovere,
direttore del cluster agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, che ci introduce al gruppo di lavoro Agri-Food e Bioeconomia. Anche qui un gruppo di lavoro, un tema, un'area che sicuramente va anche oltre a quello che può essere l'ambito iniziale del cluster quando era stato, diciamo, concepito e nato. Prego. Prego, dottor Rovere, se apri il microfono. Me l'ha spento lui. Okay. Buongiorno, eccoci, ci sentite? Sì. Grazie per l'invito a presentare l'attività che abbiamo svolto in questi mesi. Andiamo via abbastanza veloci come da richiesta. Il percorso, possiamo già andare alla seguente slide, ha previsto prima di tutto la ridefinizione dell'area, perché come giustamente ha detto la dottoressa Verni, bioeconomia è molto più ampia di agroalimentare, anche se bioeconomia ormai è diventato anche diciamo così, l'argomento del nostro cluster per alcuni aspetti, per cui è stato fatto questo percorso di revisione del perimetro in termini di imprese coinvolte e tecnologie, e dall'altro lato è stato fatto un altro ragionamento relativo alla creazione del valore lungo le filiere, e qui è emerso evidente come nella passata revisione, quella del 2016, non era stata considerata l'intera catena del valore, ma ci eravamo limitati a 2 anelli, quindi agricoltura e trasformazione, ma mancava ancora la parte di logistica e la parte di distribuzione, che sono quelle che creano la maggior parte del valore. Tant'è che se abbiamo cominciato a considerare quell'area nella sua estensione, ne emerge che incrociandola con il settore della bioeconomia otteniamo, diciamo così, un complesso di imprese e di addetti e di valore che è di tutto rispetto alla Regione Friuli Venezia Giulia, che quindi è molto vicino a quello che oggi sviluppa il settore della metalmeccanica. Quindi effettivamente si parla di un'area molto più ampia, molto più articolata, che ha delle promiscuità, diciamo così, con il settore del mare. Come sapete bene, c'è stato un accordo con Mare, che poi ne parlerà, per la gestione del Blue Growth, e anche arriviamo fino al settore della nutraceutica per avvicinarsi al settore, diciamo così, del biomedicale, e dall'altro lato al settore delle bioenergie per arrivare al settore dell'energia. Quindi effettivamente è un'area con un'ampiezza molto maggiore di prima. Passiamo alla slide successiva. Cosa è stato fatto? Qui lo vedete nella sua interezza, adesso lo prendiamo per pezzettini per capirlo. È stato identificato un percorso, torni indietro, grazie. Ecco. Torni indietro, 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 no avanti, indietro, 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 indietro. Eccoci. È stato sviluppato un percorso in accordo con la direzione competente, quella del settore agroalimentare e dell'agricoltura, e il percorso si articola in una serie di fasi che sono state perseguite, quindi è stato identificato un percorso, come dicevo. Passiamo alla successiva. Ecco, nel percorso sono stati individuati e organizzati dei gruppi di lavoro che avevano una logica di copertura di un settore così ampio e di un territorio diversificato come quello della nostra regione. È stato sviluppato del materiale divulgativo che ha permesso di intercettare le imprese sul territorio, quindi abbiamo sviluppato un video di presentazione riguardante l'uso dell'S3, cioè cosa serve l'S3 per questo settore. È stato sviluppato un questionario che è stato somministrato a circa un centinaio di soggetti, e sono stati attivati i 17 gruppi di lavoro. Andiamo alla seguente. I gruppi di lavoro sono quelli che vedete citati qui e che coprono, diciamo così, le varie filiere produttive o catene del valore che dir si voglia che ricadono nella bioeconomia. Ovviamente a queste va unita la definizione territoriale, come dicevamo prima, quindi abbiamo considerato le imprese che sono in area montana, quelle che sono in area di pianura, fino ad arrivare, come ben sanno i nostri colleghi dei cluster, al discorso che abbiamo fatto sul mare, sull'energia, sul discorso foresta, silvicoltura e quant'altro. Quindi siamo riusciti a coprire con questi gruppi di lavoro tematici tutta l'area diciamo, di pertinenza che avevamo principalmente tracciato durante la prima fase. I gruppi si sono riuniti per 2 volte, ovviamente tutto questo lavoro è stato fatto per via telematica, vista la situazione, e alcuni di questi addirittura per 3 volte per raffinare le loro proposte. Abbiamo proceduto, andiamo avanti, per keywords come gli altri, diciamo, nostri amici, e alla fine siamo riusciti a portare questi 17 gruppi di lavoro, che hanno individuato al loro interno un portavoce, ad un tavolo unificato di strategia che è stato tenuto circa 10
10 giorni fa, dove tutti questi elementi sono stati portati a sintesi dai vari rappresentanti dei diversi gruppi, andando di fatto a, diciamo, aggiornare sia per la parte, diciamo così, puramente lessicale, sia per la parte funzionale, le traiettorie preesistenti. Questo perché? Perché dall'analisi dei questionari che erano stati somministrati è emerso come de facto le 3 traiettorie che coprivano il settore agroalimentare erano abbastanza allineate a quella che è, almeno ad oggi, vista come la prospettiva futura di sviluppo della nostra regione. Andavano ovviamente aggiornate per permettere un allineamento rispetto alle traiettorie nazionali e a tutto il pacchetto, diciamo, delle collaborazioni internazionali e europee che ci ha spiegato prima la dottoressa Sodini, in modo che poi le nostre imprese, sfruttando questo percorso, potessero essere partecipi di questa iniziativa. Quindi è stato fatto questo lavoro di sintesi, andiamo avanti. Qui per, diciamo, completare il ragionamento abbiamo 80 questionari imprese, 20 questionari enti, il filmato, i 17 gruppi di lavoro, i 34 focus group con, in 3 mesi, i 3 approfondimenti, circa un centinaio di partecipanti a tutto questo lavoro, la nota per il dottor Vasilis di cui abbiamo parlato prima e circa una cinquantina di riunioni a vario titolo con vari soggetti per poter poi ovviamente coinvolgerli in tutto questo percorso. Andiamo avanti ancora. Sì, qua è citato un po' tutto quello che vi ho detto adesso, andiamo avanti pure, la possiamo tranquillamente saltare. Ecco, questi sono i questionari, la loro distribuzione riguardo al settore imprenditoriale e a quello della rappresentanza, quindi associazioni ed enti. Andiamo avanti ancora. E qui avete un esempio del gradimento, ovvero sia di quanto fondamentalmente le traiettorie spacchettate per argomenti, quelle esistenti, quindi quelle 2016, erano gradite o non erano gradite o giudicate adeguate o meno allo sviluppo futuro del nostro territorio. E qui vi ho portato alcuni esempi, ma è stato fatto per tutte le keyword delle traiettorie. Andiamo avanti. Abbiamo raccolto, come dicevamo, i risultati. Andiamo avanti. E da qui siamo arrivati al gruppo unificato che vi ho citato prima. Quindi la situazione adesso è quella che siamo in una fase di rewording, come abbiamo detto, quindi di riscrittura, con inserimento di alcuni elementi che posso già anticiparvi sono quelli connessi al settore sociale, che per il nostro settore, cioè quello dell'agroalimentare e della bioeconomia, sono di estrema importanza, perché ovviamente abbiamo anche tutta una ricaduta in ambito sociale che è stata fortemente riscoperta durante la crisi Covid, cioè durante quello che è successo durante lo scorso inverno, che sta per succedere nei prossimi mesi di nuovo, e anche per quanto riguarda invece il settore ambientale, visto che comunque tutto il settore della bioeconomia è fortemente connesso col Green Deal e con la strategia Farm to Fork, che ovviamente sono dovute entrare a gamba tesa nella revisione delle nostre traiettorie. Il percorso, come dicevamo, è aperto, la partecipazione ai gruppi di lavoro è aperta, la maggior parte delle imprese hanno ricevuto l'invito, poi ovviamente chi vuole partecipare è gradito ospite e può contribuire al lavoro. Io mi fermerei qui, se c'è qualunque altra richiesta di informazioni potete tranquillamente contattarci, trovate tutti i nostri riferimenti sul nostro sito e anche alla fine della presentazione ovviamente. Spero di essere stato esaustivo nei tempi. Assolutamente, grazie per parole. E approfitto appunto per ricordare che attraverso la chat ricevete tutti i collegamenti con i vari gruppi di lavoro che si stanno alternando nella presentazione e l'obiettivo è proprio quello di coinvolgere la famosa quadrupla elica citata dai relatori e dalla dottoressa Segatti e da JRC, quindi l'impresa, la ricerca, la società civile, le istituzioni. Vedete che lo sforzo dei gruppi è quello di trovare i rappresentanti, ma sempre comunque di mantenere una finestra su tutti quelli che vogliono portare un contributo. Do adesso la parola a Lucio Sabatini, il cluster Maritime Technology Cluster Friuli Venezia Giulia, scusate perché ogni tanto abbiamo degli aggiornamenti anche sulle denominazioni. E in questo caso però l'area di specializzazione è veramente più trasversale rispetto alle tematiche legate, diciamo, alle tecnologie marittime, come poteva essere nell'attuale programmazione, e quindi abbiamo affidato le tematiche della Blue Growth, della logistica e della mobilità sostenibile. Qui proprio
facendo un ragionamento insieme alle strutture coordinatrici di messa a fattor comune di un'esperienza che ha maturato il cluster Mare TC su tutto quello che riguarda i trasporti, proprio perché è entrato in delle reti di collaborazione nazionali e internazionali nel corso degli anni. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Il cluster, il Maritime Technology Cluster, ovviamente si occupa di tecnologie marittime. E il lavoro di scoperta imprenditoriale sui temi Blue Growth, logistica e mobilità sostenibile sono un ampliamento o un tentativo di ampliamento dell'attività per capire se in regione ci sono altri ambiti oltre alle tecnologie marittime che cadono in questa definizione. In realtà il primo lavoro che abbiamo fatto, perché il termine Blue Growth in realtà è un termine originato dalla Commissione europea per uno scopo del tutto diverso, e lo scopo era quello di capire quali erano tutte le attività economiche e non economiche che incidevano sulla qualità del mare. In realtà e viceversa tutte le attività economiche che sfruttavano il mare. In realtà il primo lavoro che abbiamo fatto è di evitare sovrapposizioni con gli altri gruppi di lavoro, e in particolare col gruppo di lavoro salute per ciò che riguarda l'uso dei prodotti marini per scopi nutraceutici eccetera, e l'uso delle risorse marine viventi da parte diciamo per l'alimentazione, quindi il gruppo AgriFood, e infine il tema del turismo costiero, inteso come turismo balneare, cioè nel turismo costiero la Comunità Europea intende dai ristoranti di pesce ai bagnini, alle attività degli stabilimenti balneari, che ovviamente sono di competenza più peculiare del turismo. Ci siamo concentrati quindi sulla parte marina industriale, se vogliamo adoperare questo termine, e poi aprendo verso la mobilità su strada e su rotaia, tenendo presente che un'analisi diciamo delle competenze regionali ci dicono che nella parte che si chiamava tecnologie marittime nella DS3 ci sono circa 1200 imprese, nella parte trasporto su strada e su rotaia ce ne sono poche decine in regione, e quindi con una capacità di innovazione che è comparabile a questa limitata presenza. La slide successiva. Il lavoro è iniziato partendo dal fatto che il cluster marittimo regionale è presente con ruoli primari sia nel cluster trasporti nazionale, che si occupa di trasporti marittimi e terrestri, ferro e gomma, del quale io sono il segretario generale, sia nel cluster Blue Italian Growth, cioè il cluster che si occupa della Blue Growth, di cui sono stato presidente e nel quale continuiamo a lavorare fianco a fianco con gli altri settori. Quindi la connessione a livello nazionale è assolutamente piena. A livello internazionale, diciamo, alcune persone che partecipano al nostro gruppo di lavoro hanno ruoli di rilievo nelle piattaforme europee che si occupano di mobilità. Abbiamo iniziato il nostro lavoro l'1 di ottobre, ereditando anche il lavoro già fatto sulle tecnologie marittime e già consegnato alla Regione all'inizio di settembre diciamo, in risposta alla consultazione sul PowerFESR. Abbiamo iniziato con un ritmo serrato di lavoro, dividendo il gruppo di lavoro tentativamente in 4 sottogruppi, poi il quarto è stato cancellato per assenza di interesse. Ci stiamo concentrando quindi su 3 gruppi di lavoro che si riuniscono per la seconda volta domani. Una prima condivisione traiettoria l'avremo a fine mese. Partiremo con
una consultazione pubblica che copre la prima mese di novembre per chiudere le traiettorie, quindi la proposta per la regione il 20 di novembre, diciamo, poi ci siamo tenuti 10 giorni per mettere in bella i ragionamenti fatti. La slide successiva. Ci stiamo focalizzando, questo è lo stato di avanzamento dei lavori, sostanzialmente su 3 traiettorie, una che riguarda la sostenibilità ambientale, in particolare del sistema mare e mare, cioè tutta la parte del sistema che parte da tutta la rete logistica interna, in particolare ipotizzando che la cosa importante da fare in quest'area sia permettere al tessuto regionale di partecipare alle piattaforme europee. Questo perché la sostenibilità ambientale richiede dei livelli di innovazione che difficilmente si sviluppano in un contesto piccolo come la nostra regione, hanno bisogno di invece contestualizzarsi e essere condivisi in ambiti molto più grandi. Il secondo tema è un tema diciamo molto di sviluppo tecnologico, di innovazione e riguarda la nautica e il marittimo intelligente, ma anche la mobilità terrestre intelligente, anche se pochi sono le indicazioni in questo senso, diciamo, le idee emerse in questo senso. Il terzo è un tema fondamentale perché la Regione Friuli Venezia Giulia ha un'eccellenza nel mondo del marittimo, dalla costruzione alla portualità nautica e alla portualità commerciale, un'eccellenza che deve essere sostenuta anche a livello di innovazione e di costruzione del sistema della filiera, perché la competizione è sempre più ampia e rivolta al mercato internazionale e il sistema regionale, come è stato già rammentato, fatto di microimprese o piccole imprese, ma piccole, ha bisogno di trovare la forza e l'organizzazione per essere presente sui mercati internazionali, a rischio se no di scomparire. Direi che ho detto tutto, rimaniamo come Mare FVG, il nostro sito è marefvg.it, quindi lo trovate facilmente, in cui trovate anche i recapiti, non ho fatto una slide di recapiti. Ovviamente siamo aperti a qualsiasi indicazione ulteriore possa essere portata nei sottogruppi e nel gruppo di lavoro. Grazie. Quindi la parte, diciamo, dal 29 ottobre in poi si apre un percorso anche di consultazione poi strutturata con un questionario? Assolutamente sì, con un questionario che sarà aperto probabilmente il 3 e il 4 di novembre e con chiusura, diciamo, 15 giorni di apertura. Quindi da tenere d'occhio il sito e poi anche noi diffonderemo le vostre informazioni. Sì, poi diffonderemo il più possibile l'informazione, ovviamente anche appoggiandoci alla regione per aiuto. Ecco. Benissimo, grazie per questo aggiornamento che porta a valore già 3 temi che si stanno già abbozzando dentro al percorso già fatto, però appunto che è ancora aperto e può portare ancora nuovi contributi. Passo la parola all'amministratore unico del cluster CBM, a Giorgio Gerometta, per il gruppo di lavoro Salute. Quindi come dire, un titolo sintetico che contiene anche qui molta tecnologia, molta innovazione, molte sfide in questo momento cruciali e l'esperienza dell'area di specializzazione Smart Health di questi anni e dove sicuramente il cluster anche con la dottoressa Cerni ha fatto veramente da punto di riferimento per un'area di specializzazione che all'epoca era sperimentale. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Noi abbiamo iniziato, ecco, perfetto, grazie. Noi abbiamo iniziato il nostro lavoro con un esame del contesto imprenditoriale attuale.
e questo ci dice che ci sono circa 130 imprese attive nel settore della salute nella regione Friuli Venezia Giulia, di cui una trentina start-up innovative e sulle 100 residuali, diciamo, per lo più piccole imprese, oltre 5-6 medie imprese. Il fatturato aggregato supera i 700 milioni di euro annuali in crescita. Il settore occupa più di 4.000 addetti, diremo per lo più laureati, PhD, tecnici, e abbiamo osservato che nel triennio 2015-2018 un incremento dell'export del 34%. Sotto abbiamo voluto riportare le traiettorie precedenti della programmazione 2014-2020, il biomedicale, l'informatica medica, bioinformatica, la terapia innovativa e l'ambiente assisted living. Per quanto riguarda sempre la precedente programmazione, nella slide successiva troverete, abbiamo voluto fare un preconsuntivo. Perché preconsuntivo? Perché alcuni dei 37 progetti finanziati dal bando 1-3B sono ancora in corso, un po' causa Covid, un po' per il dimensionamento dei progetti stessi. Il totale, il valore dei progetti dell'investimento ammonta a 25 milioni di euro, di cui quasi 18 finanziato dalla programmazione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Abbiamo chiesto ai 134 beneficiati, diciamo così, dei contributi delle attivi in questi progetti, abbiamo fatto un questionario. Ne hanno risposto ben 112 beneficiari, diciamo, quindi una base statistica assolutamente accettabile, assolutamente buona, al quale noi abbiamo richiamato che ad oggi, per cui preconsuntivo, sono stati depositati 19 brevetti, altri 15 sono di possibile deposito, 57 pubblicazioni, e mi voglio un attimino soffermare sul numero degli addetti confermati a fine progetto, un centinaio, per la precisione 93, di cui 70 impiegati nella ricerca e sviluppo. Se noi andiamo a confrontare l'incremento degli addetti, degli operatori, con il valore dei progetti, diciamo che siamo di poco oltre superiori ai 250.000 euro per addetto. Se facciamo un confronto, per dire, con la siderurgia, siamo a 800 milioni di euro di investimento per addetto. Nello stesso tempo abbiamo avviato un secondo questionario per capire, anche logicamente in coordinamento con gli uffici regionali, quali siano state, diremo, le criticità, le perplessità, le difficoltà e magari delle opportunità della precedente programmazione. I risultati sono stati trasmessi appunto agli uffici regionali. Nella successiva slide potete trovare la composizione del gruppo di lavoro che sfiora la quarantina di unità. Qui ringrazio sia le strutture coordinatrici, le direzioni e soprattutto l'Agenzia Lavoro e Sviluppo d'Impresa, perché ci hanno accompagnato nella costituzione del gruppo di lavoro e ci stanno sempre accompagnando nei vari incontri che svolgiamo, che stiamo svolgendo. Come detto, un gruppo di lavoro piuttosto ampio. Abbiamo la rappresentanza delle imprese, delle università, degli enti di ricerca, degli RCCS, le aziende sanitarie, e mi dicono, perché io sono novello, diciamo, in questo nuovo tipo di attività, e abbiamo per la prima volta anche il terzo settore molto vivace, molto propositivo. Abbiamo la formazione, gli istituti tecnici superiori, i consorzi. Abbiamo invitato anche, diremo, degli esperti del settore che operano in altri paesi europei per portarci le loro esperienze, le loro attività. La finanza. Abbiamo invitato ovviamente il cluster tecnologico nazionale, il nostro riferimento all'ISEE Scienze della Vita, i soggetti, diremo, i parchi scientifici e i cluster trasversali di TEVI, che come vedremo appunto è ben presente nelle nostre attività. Nella successiva slide abbiamo voluto testimoniare quello che si è fatto ad oggi. Sono stati fatti 2 incontri con il gruppo di lavoro precedente. Lì abbiamo voluto organizzare e dedicare un incontro a tutte le imprese del comparto, visto che non ne sono centinaia, e abbiamo avuto un'ottima adesione. Nell'incontro hanno partecipato oltre 80 imprese. Lo stesso, omogeneamente, abbiamo organizzato un incontro dedicato con tutti gli organismi di ricerca,
e abbiamo organizzato anche più sottogruppi con vari incontri: la terapeutica veterinaria, la nutraceutica, le aziende sanitarie, universitarie, gli IRCCS, il terzo settore, e abbiamo già organizzato un incontro plenario anche ospitando, diremo, delle presidenti di grandi gruppi internazionali. Abbiamo lanciato 2 questionari, un questionario dedicato alle aziende, alle imprese, e un questionario dedicato agli enti di ricerca, che come deadline l'avranno proprio questo venerdì. Per ultimo, diremo quali sono le prime indicazioni, più che proposte di filiere, direi evidenze, temi che sono in corso di sviluppo. Un tema è senz'altro la digital transformation sanità, che vede i dispositivi medici coinvolti, gli enti di ricerca, l'elettronica di telecomunicazione, i nostri palmari e soprattutto un'attività che bisognerà sviluppare probabilmente sull'innovazione organizzativa e di modello, coinvolgendo le aziende sanitarie e la direzione della sanità. L'altro tema rilevante, anche molto attuale, sono i servizi alla persona, la filiera sui servizi alla persona. Il primo, la domiciliarità, molto attuale col Covid, però non dobbiamo dimenticare anche gli anziani diversamente abili, i non autosufficienti, e qui apro anche una piccola parentesi. Siamo in Friuli Venezia Giulia, dove la popolazione è forse la più anziana d'Europa, quindi c'è possibilità senz'altro di sviluppo. Altri temi che stanno emergendo sono ovviamente i dispositivi medici, temi più tradizionali, le terapie avanzate, la medicina personalizzata, ovviamente nutraceutica e veterinaria. Per quanto riguarda, oggi si è parlato di trasversalità, diremo evidente il tema, il collegamento con il distretto digitale, ma anche, come vedete in questa slide, con temi più ampi, la salute, quindi l'alimentazione, e quindi diciamo la salute non è solo che risanare, ma anche prevenire, e quindi diremo sono temi che ci permettono una notevole trasversalità, e come appunto in un ultimo incontro ci è stato detto e raccomandato: non chiudetevi nei vostri silos, e quindi noi seguiremo proprio questa raccomandazione. Noi siamo sempre a disposizione per qualsiasi approfondimento, proposta, e siamo arrivati, possiamo dire, circa a metà del percorso. Già domani abbiamo un ulteriore incontro cercando di confermare il coinvolgimento di tutti gli attori del comparto, quindi tutte le imprese, gli organismi di ricerca, le aziende sanitarie, il terzo settore e la parte ovviamente pubblica. Grazie. Grazie dottor Gerometta. Devo dire che il cluster CVM diciamo in questi mesi ha dovuto anche farsi parte attiva per una serie di attività che riguardavano proprio anche l'emergenza sanitaria e mettere in connessione i vari filoni di ricerca, anche se vogliamo le opportunità che potevano aprirsi per risolvere problematiche effettivamente di fase, e ci siamo molto sentiti come Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa con la dottoressa Cerni in quei frangenti. Adesso credo che anche in questo caso, come nel cluster della metalmeccanica, ci siano dei ragionamenti e delle evoluzioni e dei lavori che sono stati fatti in questi mesi, che poi arrivano dentro al percorso di aggiornamento della S3. Quindi penso che da una situazione di difficoltà stiamo cercando anche di trarre le letture che servono per traguardare il futuro. Ricordo anche che il percorso di aggiornamento fa parte in sé della S3, perché la S3 deve essere sempre viva e diciamo coerente con l'evoluzione tecnologica e competitiva, però in realtà non è obbligatorio prenderlo in mano in un certo momento o in un altro, quindi altre regioni non stanno facendo questo percorso. Penso che vada dato atto alle nostre strutture coordinatrici della S3 di avere avviato un percorso che, da quello che ci stanno riportando i primi tavoli, sembra proprio essere indispensabile per aggiornare le visioni che sono state quelle della prima S3. Quindi con queste notazioni passo la parola a Carlo Piemonte, direttore del cluster Legno Arredo Casa del Friuli Venezia Giulia,
per il gruppo di lavoro Tecnologie per gli ambienti di vita, Design e Made in Italy, partendo da Sistema Casa. Sì, buongiorno a tutti. La nostra sfida è uscire da come ci è stato indicato dal settore arredo e guardare a tutto il Made in Italy, design e le tecnologie. Una sfida fattibile, anche perché i cluster nascono per essere elastici nella loro forma mentale e il mondo del Made in Italy sappiamo tutti quanto vale. Non mi soffermerò su quello che abbiamo fatto, ma su quello che andremo a fare. Quello che è emerso dai gruppi di lavoro, che abbiamo già riunito più volte, è che l'innovazione di prodotto e l'innovazione di mercato sono due componenti essenziali per il Made in Italy, design e le tecnologie applicate. In questo Francesco Contini di Tedi ci aiuta fortemente, la collaborazione è importante perché dobbiamo cercare di lavorare in modo trasversale. Adesso a prescindere dai silos o no, perché nel mondo arredo i silos stanno anche bene perché tengono la levigatura, lasciatemi passare una battuta. Però il tema qui è, siamo una regione piccola, cerchiamo di collaborare insieme e su questo il cluster stesso è un modo per aggregare e per collaborare. Io ho solo una slide, volevo più che altro condividere con numerosi presenti quello che può essere una visione sul Made in Italy e raccogliere da loro poi alla nostra mail, abbiamo creato s3@clusterarredo.com, una visione su quello che è il futuro del Made in Italy, il next Made in Italy. Le collaborazioni sono nazionali, sono internazionali, ma quello che più conta dal nostro punto di vista è la collaborazione partendo dal nostro territorio. Da dove si parla di processi produttivi si ragiona col Comet, da dove si parla di food e materia prima della nostra regione si pensa al cluster della bioeconomia. Quindi ecco, noi su questo stiamo portando avanti questo tema molto molto ampio con l'ottica di riuscire a portare delle traiettorie di sviluppo che siano il più linee possibile con la concretezza che il sistema economico, sociale, di ricerca e innovazione e anche quello appunto della cittadinanza ci pongono in evidenza. Tante cose potrei dire, ma ripeterei quanto già detto, quindi ve lo risparmio. E per ogni cosa però veramente s3@clusterarredo.com, magari se Lorenzo può cortesemente scrivere questa email, per darci uno spunto di quello che secondo voi è il Made in Italy, no? Che è un tema molto vasto. Quindi qualsiasi commento sarà inserito insieme a tutto il gruppo di lavoro che vede all'interno l'arredo, che è una componente importante di questa regione, ma anche la pelletteria, il tessile, l'oreficeria, tutte componenti che formano Made in Italy. Quindi un punto di vista da chi ci ascolta, anche perché non conosco tutti i 148 partecipanti, è sicuramente apprezzato. Noi continuiamo su questa strada con i gruppi di lavoro, entro un mesetto credo finiremo e vi manderemo tutto il materiale. Quindi grazie ancora e buon proseguimento. Grazie Carlo. Effettivamente questo tema si sta avvicinando molto e così approccio il prossimo gruppo di lavoro a quelli che sono i temi dell'ambiente, dell'economia circolare, dell'efficientamento energetico, proprio con l'ampiezza che sta acquisendo e quindi abbracciando anche i temi proprio della materia prima e dei processi produttivi. Quindi con questa funzione di collegamento fra i vari gruppi, e apprezzo molto che tutti ci stiate dando il ritorno che fra di voi vi state anche coordinando per le sovrapposizioni sui temi e anche per i temi che sono trasversali, e approfitto anch'io per ricordare che il DTEDI ha una grande parte in questo, perché effettivamente per l'ICT rappresenta un asset trasversale a tutti i gruppi. Do la parola a Stelio Vatta, che è direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia, e subito a seguire a Matteo Mazzolini, direttore di APE, Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, per presentare insieme, diciamo, a due voci il gruppo di lavoro Ambiente ed Energia, tematica trasversale, primo gruppo che non è affidato in questo caso a un cluster, ma abbiamo cercato insieme alle strutture coordinatrici della S3, alla Regione, alle direzioni di riferimento, di appoggiarlo su solide esperienze, professionalità e visioni. Grazie Lidia, buonasera a tutti. Matteo, vado intanto io, poi ti avrai la strada spianata. Ambiente ed energia, ma sono due temi attualissimi che si trovano, diciamo, trasversalmente in qualunque aspetto ormai della nostra vita.
E sono due temi molto vicini, quindi è sicuramente centrata e vincente il discorso di farne un unico gruppo di lavoro, che però necessitano di professionalità molto specifiche. Noi credo abbiamo approfittato delle eccellenze della nostra regione e quindi eccoci qua, siamo 2 coordinatori anziché 1 per questo gruppo, quindi io per quanto riguarda di più diciamo la parte ambiente, ma ci possiamo sbilanciare anche sull'energia, e Matteo Mazzolini, direttore dell'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia per l'energia, ma anche lui sicuramente si può sbilanciare e fare una piccola invasione di campo nell'ambiente, ci sta assolutamente. Il nostro gruppo è nuovo nella programmazione S3, non c'era nella precedente programmazione. E, quindi sulla base delle metodologie che sono state delineate sono state individuate le 2 sfide, le osservazioni ambientali e la biodiversità capitale naturale. E noi abbiamo cercato di disegnare le traiettorie di specializzazione facendo forza sulle nostre professionalità e le abbiamo declinate in due contesti, un contesto ambientale e una pressione ambientale. Quindi da una parte per quanto riguarda le osservazioni ambientali, per le quali si intende lo sviluppo di organismi, l'utilizzo di big data, il machine learning applicate alle osservazioni ambientali, incrociando col contesto ambientale significa conoscere i segnali ambientali per attivare sistemi di prevenzione, sviluppare resilienza, adattamento al cambiamento climatico. Se invece si parla di biodiversità capitale naturale, il contesto ambientale porta ad analizzare e ad attuare azioni per il mantenimento e il ripristino dei principali beni e servizi ambientali. E ce ne sono tante, qui abbiamo citato per esempio bonifica dei siti inquinati, ripristini, stoccaggio di CO2, depurazione di acque efflue. Se vediamo come pensiamo di sviluppare il discorso delle pressioni ambientali, incrociandole con la sfida delle osservazioni ambientali, significa che il gruppo andrà ad approfondire la conoscenza degli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita della propria attività al fine di individuare soluzioni efficaci per la loro riduzione. Se incrociamo con la biodiversità, significa creare ecosistemi industriali ed agricoli per ridurre progressivamente il consumo di risorse naturali. Quindi sono 4 tematiche di approfondimento che svilupperemo assieme ai partner. Partner che abbiamo individuato partner che abbiamo individuato, ovviamente le categorie erano già definite, quindi fra le imprese abbiamo operato con delle scelte, sono state scelte condivise all'interno del gruppo di lavoro. Come impresa abbiamo coinvolto il Blu SRL, la DTD, Distretto delle Tecnologie Digitali, l'Agrifood e l'Acegas. È presente l'università, anzi sono presenti le università assieme all'OGS, quindi l'Università di Trieste e l'Università di Udine. È presente la SISSA, partner è il Consorzio Ponte Rosso di Pordenone, partner importante è il Porto di Trieste, che immagino entrerà nel discorso dell'S3 anche in qualche altro gruppo. La società civile l'abbiamo coinvolta attraverso Confindustria di Udine, l'Unione Industriale di Pordenone, Confindustria Gorizia Trieste. È presente ovviamente l'ANCE. Come agenzie regionali abbiamo coinvolto INSIEL, ERSA e Protezione Civile. Il terzo settore è presente con Anima Impresa. Poi abbiamo importanti soggetti che si occupano di innovazione di parchi scientifici, il Polo Tecnologico di Pordenone e l'area Science Park. Le strutture coordinatrici sono la Direzione Attività Produttive e Direzione Lavoro.
E abbiamo anche altre direzioni centrali competenti per la materia ambiente, quindi la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, la Direzione Centrale Attività Produttive, la Direzione Centrale delle Risorse Alimentari, Forestali e Ittiche, la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio. Quello che mi interessa evidenziare, e nel contempo voglio ringraziare tutti quanti, è la magnifica disponibilità dimostrata. Nessuno si è tirato indietro. Diciamo, noi all'interno del gruppo di lavoro, del sottogruppo di lavoro ambiente, abbiamo appunto fatto queste scelte di questi partner, intendendo con questi coinvolgere quelli che riteniamo possono essere più efficaci dal punto di vista dei contributi. Grande entusiasmo in tutti quanti, grande disponibilità nel cooperare e nell'affiancarci tutti quanti noi in questo percorso. Il 7 ottobre abbiamo svolto online il primo incontro del sottogruppo per la tematica ambientale. Obiettivo era quello di allineare le conoscenze sulla strategia di specializzazione intelligente, sul processo di scoperta imprenditoriale e sulla proposta di discussione elaborata per il gruppo, e già questa settimana siamo al lavoro per programmare i passi successivi con l'avvio di tavoli tematici su specifici aspetti emersi. Sono positivo per natura, ho entusiasmo per natura, ma veramente in questo caso sono sicuro che la squadra lavorerà molto bene e quindi garantirà quegli obiettivi che tutto il progetto si attende dai vari gruppi. Grazie. E adesso do la parola al collega Stefano, che prosegue con l'altra parte che non è assolutamente secondaria del gruppo. Sì, vai Matteo, ciao. Grazie. Ecco, proseguiamo con un'analisi di quella che è la composizione del gruppo Energia, che come potrete vedere incrocia l'ambiente molto spesso, ma come anticipava l'ingegner Vatta, è anche vero che richiede delle professionalità tecniche molto specifiche, quindi qui abbiamo chiamato imprese del territorio che rappresentano grossi consumi di energia, gruppo Pintini, gruppo Cantoni, e poi abbiamo chiamato imprese che sono extraregionali ma che hanno sede in maniera significativa sul nostro territorio in quanto sono produttori di energia sia da fonte rinnovabile con impianti idroelettrici sia da fonti fossili attraverso gli impianti termoelettrici. Il comparto della ricerca è presente con le 2 università, sono presenti nel mondo delle imprese anche attraverso le associazioni di categoria, anche noi abbiamo Confindustria TVG, abbiamo come delegato un rappresentante di Wärtsilä, che vedremo poi è un importante gruppo che opera anche nel settore energia, abbiamo un mondo della finanza, perché è presente la Banca Popolare di Cividale che ha costituito proprio una sua società di servizi energetici e abbiamo cercato di articolare la composizione rappresentando quella che è la logica della quadrupla elica. Prossima slide, per cortesia. Qual è il peso del comparto energetico in Friuli Venezia Giulia? Siamo una regione ad alta intensità energetica, cioè consumiamo tanta energia per produrre. Ne è risultato anche, seguendo le presentazioni precedenti, abbiamo visto che il comparto manifatturiero è molto sviluppato nella nostra regione, fortunatamente. Abbiamo anche industria pesante, quindi industria che comunque ha un alto fabbisogno energetico. Questo ha un'influenza su come poi si configura il comparto a livello regionale, perché logicamente se la domanda di energia è tanta, bisogna essere strutturati per produrla o per trasportarla dove serve. Abbiamo un comparto dei servizi energetici molto ben sviluppato in tutti i settori di attività, dalla produzione al trasporto alla vendita di energia, e un settore che si è recentemente molto sviluppato è quello dei servizi energetici. Nella manifattura è presente un distretto interessante per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, di refrigerazione e di condizionamento dell'aria. Abbiamo
una parte del comparto manifatturiero che è anche ad alta specializzazione tecnologica per quanto riguarda le componenti di impianti nucleari e i grandi motori a combustione interna per la generazione di energia elettrica, la cogenerazione. Diciamo, proprio lo citavo anche prima, Lazio. Altro punto di forza della nostra regione è un sistema della ricerca e della formazione che è già strutturato per quanto riguarda la costruzione di competenze energetiche nell'area specifica di nostro interesse. E questo è sicuramente un plus, perché come ho detto è un settore molto tecnico in cui non ci si può improvvisare. Ecco, mi ricollego a quanto diceva Carlo Piemonte, anche noi, la vision per noi è molto importante, siamo agli albori della prossima transizione energetica. Tradizionalmente, storicamente, le transizioni energetiche sono sempre dei processi che richiedono per essere completate dai 30 ai 50 anni, quindi non sono percorsi semplici, ma sono percorsi che possono rappresentare un grande driver di sviluppo per il nostro territorio. Questa regione ha dichiarato lo scorso maggio di voler essere climaticamente neutrale entro il 2045, vuol dire che dovremo combinare percorsi di efficientamento energetico con percorsi di produzione di energia da fonti locali e rinnovabili. Una grande opportunità anche nell'ottica, nella prospettiva del Recovery Fund, un'opportunità per ristrutturare quella che è la nostra domanda di energia, andando a ridurre il fabbisogno da fonti fossili. Cito solo a titolo di esempio tutta la rigenerazione del capitale edificato presente sulla nostra regione, una grande filiera locale dell'efficienza energetica che coinvolge veramente molti settori di attività trasversalmente e che non può essere delocalizzata, quindi, ma anzi può essere fonte proprio di innovazione tecnologica. Nella prospettiva dello European Green Deal, un'Europa verde è uno degli obiettivi. Per noi vuol dire poter ristrutturare quella che invece è l'offerta di energia, quindi il nostro modo di produrre energia, non più da fonti fossili, esogene alla nostra regione, ma da fonti endogene, quindi presenti sul nostro territorio. Anche questa è una grande opportunità di sviluppo per quello che è il tessuto imprenditoriale della nostra regione, sia lato proprio energetico, quindi produzione di energia, sia lato tecnologie, quindi tecnologie per produrre energia da fonti rinnovabili locali. Tutto questo funziona se è collegato, quindi l'infrastrutturazione energetica è un'altra grande sfida di questa transizione. Noi veniamo dal modello centralizzato in cui c'erano pochi centri di produzione che poi l'energia veniva distribuita attraverso una rete in maniera top-down. La nuova rete sarà una rete molto diversa, sarà un modello diffuso, l'energia viene prodotta in molti punti e deve essere consumata in altrettanti punti. Quindi grande richiesta di automazione, grande richiesta di gestione di big data, quindi sistemi intelligenti, anche qui grandi opportunità di sviluppo di tutto questo sistema cosiddetto smart grid. Grazie. Ultimo punto, devo chiedere un po' di stare nei tempi per più che altro per gli altri due gruppi, perché qui abbiamo fatto un doppio relatore e un doppio gruppo, quindi se possiamo... Io ho terminato la regionalizzazione della produzione di energia nella direzione della sostenibilità. Grande obiettivo della nostra regione è quello di riportare la produzione all'interno del territorio regionale. Grazie. Grazie, vedo che c'è una connessione veramente diretta per cui i cluster partecipano direttamente a questo gruppo di lavoro che sicuramente ha delle forti connotazioni trasversali. Sì, assolutamente sì, abbiamo già cominciato a scambiare con alcuni cluster le prime informazioni. Sì. Questo trovo che sia un altro segnale comunque di un gruppo dirigente complessivo della regione che su questo tema cerca di muoversi in maniera coordinata. Do la parola a Sergio Calò, che è il project manager, il cluster manager del cluster cultura e creatività, un cluster che è nato negli ultimi anni proprio in via sperimentale, si è appoggiato come area di specializzazione dell'attuale S3 in via sperimentale e per accompagnare le piccole realtà che volevano passare da una cultura, diciamo, associazionistica a una cultura più imprenditoriale nel settore appunto della creatività, e adesso si è strutturato molto bene e quindi
la direzione di riferimento ha portato, diciamo, a compimento un percorso di creazione del cluster, e quindi salutiamo il dottor Sergio Calò e Grazie, gli diamo Lidia. subito la parola per raccontarci come sta affrontando la prima esperienza di aggiornamento di una strategia di specializzazione regionale su questa tematica da cluster. Prego. Grazie Lidia. Ti chiedo la possibilità di condividere io lo schermo. Ecco, così vi faccio... Sì, me l'ha già detto Lorenzo. Perfetto, eccolo qui. Allora, intanto buonasera a tutti. E appunto io sono Sergio Calò, il cluster manager, sono insediato essenzialmente da circa neanche un mese, e però abbiamo colto subito questa sfida di rimodulazione, di verifica e rimodulazione delle traiettorie strategiche. Intanto ringrazio tutte le strutture e gli uffici di coordinamento di questo evento di oggi, e complimenti per il lavoro che state svolgendo. E entro in quello che è lo specifico del Creative Industries. Creative Industries è un mondo molto variegato, e vi faccio vedere un po' i numeri in regione Friuli Venezia Giulia. Essenzialmente siamo partiti da quello che è la fotografia, e quindi lo studio del territorio. Ci sono 5.169 aziende afferenti al core, che vanno essenzialmente dall'architettura al design, la comunicazione, cinema, radio, TV, videogiochi, software, musica, editoria, performing e patrimonio storico-artistico, per un valore economico di oltre 1.850 milioni di euro, con 34.000 addetti. È un comparto, anzi sono diversi comparti che convergono nel Creative Industries, molto importanti, dinamici, e che purtroppo in questo periodo Covid hanno avuto un blocco e uno dei maggiori, mettiamole così, difficoltà a livello di produzione e di attività, proprio per la impossibilità di essere in presenza. E quindi c'è una fortissima richiesta anche di innovazione di quello che è il mercato e il prodotto proprio che deve uscire, diciamo, a livello territoriale da questa Creative Industries. Le attività che noi abbiamo fatto sono all'inizio, nel senso che abbiamo cominciato veramente da poco. Abbiamo strutturato un primo di lavoro con degli stakeholder, perché appunto sentire tutte le imprese è essenzialmente impossibile, quindi intanto lavoriamo con un gruppo di principali attori, e poi a mano amplieremo sicuramente l'interesse su più aree possibili. Sono 41 partner, sono 24 imprese che vanno appunto dalla cinematografia al teatro, all'ICT, ai festival, al turismo e alla conservazione o valorizzazione del patrimonio culturale. Le 3 università regionali, 4 associazioni, 5 parchi scientifici incubatori, che sono tra l'altro diciamo le strutture fondanti di questo cluster. Sono il BIC, il Polo Tecnologico di Pordenone, Area Science Park, Friuli Innovazione e Informest. E la collaborazione, e devo ringraziare sicuramente, delle 5 direzioni regionali che afferiscono bene o male a tutto questo lavoro di rimodulazione delle traiettorie a livello regionale, ma poi con una visione europea. Ci confrontiamo però già con altri cluster simili in Italia, tipo quello in Veneto, Puglia, Emilia Romagna, con cui abbiamo già fatto diciamo, alcuni incontri, e altri cluster di nazioni, nello specifico Francia, Germania, Romania, Ucraina, eccetera, perché per noi è importante subito quello che è il posizionamento a livello strategico di una regione così importante come il Friuli Venezia Giulia, in un contesto di gestione complessiva di queste traiettorie e di opportunità di partenariati importanti proprio per sviluppare e portare economie all'interno della regione stessa, a utilizzo degli attori del partenariato pubblico-privato del nostro cluster.
Creative Industries, qui ho spiegato un attimo quello che stiamo facendo. Essenzialmente noi ci stiamo muovendo con incontri di gruppi online, logicamente, per spiegare le dinamiche, per far capire essenzialmente agli stakeholder e al gruppo di lavoro quelle che sono le specializzazioni intelligenti, conoscere le attività di tutti i partecipanti, quindi creare essenzialmente il gruppo per avere una maggiore forza rispetto a quelle che possono essere le soluzioni, soprattutto da trovare, e quindi fare una SWOT analysis di quello che è stato il precedente settennato e quello che invece si vuole impostare nel futuro. Sono poi incontri, interviste mirate. È importante riuscire a approfondire quelle che sono le diverse visioni di tutti gli stakeholder, una condivisione appunto di un questionario. Il questionario dovrebbe essere lanciato, dovrei riuscire a lanciarlo, lo stiamo condividendo anche con le direzioni regionali e ringrazio sia la dottoressa Masò che la dottoressa Gamba che mi stanno dando una mano da questo punto di vista, però dovrebbe essere lanciato a giorni e intendiamo avere già i primi risultati appunto per metà novembre, e poi la stesura appunto di un documento condiviso, un work in progress, che dovrebbe portare a quello che è appunto la definizione per punti delle strategie da sottoporre alla regione, da sottoporre ad Area Science Park. Essenzialmente queste sono le tempistiche. Siamo in un treno in corsa, ovvero che ci siamo inseriti al volo in questo lavoro, però insomma è veramente una bella opportunità, perché essere in questo momento a poter indicare quelle che sono le parole chiave, le keywords come vengono definite all'interno di queste strategie, vuol dire poterci permettere poi effettivamente dei risultati concreti di sviluppo economico, sociale e lavorativo per le imprese nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il 19 ottobre abbiamo fatto il primo incontro appunto con i 41 soggetti del gruppo, c'è stata una partecipazione veramente collettiva e interessante. 30 ottobre, adesso vediamo appunto, dovremmo riuscire a avere già i primi risultati del questionario. 15 novembre l'incontro di gruppo per la condivisione dei risultati, quindi iniziare a individuare quelle che possono essere in maniera più discorsiva, al di là di quello che risulterà nel scritto, quindi nero su bianco dal questionario, però in maniera discorsiva capire quelle che possono essere effettivamente le soluzioni, quelle delle traiettorie di individuazione strategica, e entro il 30 novembre arrivare già con appunto una prima bozza, e poi il 20 dicembre arrivare con una consegna del testo. Abbiamo già cominciato però una serie di incontri e interviste B2B, in modo appunto, come dicevo prima, di comprendere meglio quelle che possono essere le esigenze, le variazioni, le modifiche e i miglioramenti rispetto a ciò che è stato. Indubbiamente c'è, ed è necessario anche per le esperienze pregresse, la possibilità di connessione, di condivisione di lavoro comune con gli altri gruppi. Questo credo che si debba fare, e vedo che appunto veramente lo trovo molto molto positivo. Gli altri gruppi già più strutturati o che hanno iniziato un po' prima di noi già lo stanno facendo. Noi ci inseriremo, credo insomma che non ci siano problemi da questo punto di vista, ci inseriremo in questa dinamica e di condivisione anche con gli altri gruppi nel momento in cui abbiamo appunto le prime keywords individuate effettivamente dal gruppo di lavoro, quindi con qualcosa di a livello contenutistico molto interessante. Certo, il Creative Industries va a cogliere, è essenzialmente un mondo che è molto trasversale e che lavora molto sull'innovazione di prodotto, l'innovazione di sistema, l'innovazione tecnologica, anche con tecnologie abilitanti, quindi tutta la parte ICT, ma anche la parte ambientale e la parte magari di diciamo, tecnologie abilitanti come le nanotecnologie o le biotecnologie, e quindi andrà a toccare sia quelle che sono le traiettorie del Blue Growth, sia che le traiettorie del Green Deal, più che altro come soggetto che può effettivamente dare un supporto a delle soluzioni innovative e delle soluzioni di
di creatività, permettetemi il termine, a livello operativo ed economico. Intanto noi stiamo strutturando il sito, appunto perché siamo appena nati, però insomma, lo struttureremo spero a breve. Intanto vi lascio i miei contatti, la mail diretta e anche il cellulare diretto, perché siamo logicamente a disposizione di tutti per iniziare la collaborazione. L'auspicio è quello sempre di riuscire a fare sintesi dal punto di vista operativo, sintesi dal punto di vista delle esigenze, andando a individuare quelle che possono essere, mettiamola così, le opportunità date da delle problematiche, citavo prima del Covid, e quindi delle accelerazioni che il territorio ha evidenziato, che il territorio sia a livello regionale sia a livello nazionale e internazionale sta diciamo svolgendo, accelerazioni economiche, accelerazioni di implementazione tecnologica, e all'interno di questo fungere da rotori, fungere da collettori di innovazione e di creazione di nuove soluzioni, in modo proprio da sviluppare quello che è una economia di scala all'interno del patrimonio, che lega il turismo, che lega gli eventi, che lega quello che può essere anche l'innovazione appunto di prodotto delle varie imprese e il partenariato pubblico-privato che ci coinvolge, che rappresenta poi il nostro humus. Grazie allora, e grazie Lidia veramente per il lavoro che stai svolgendo. Grazie a te Sergio, e veramente vedo che siete già entrati nella mentalità, posso dire così, della S3. Do adesso la parola a Antonio Bravo, al dottor Bravo, che appunto ci dà un aggiornamento sul gruppo di lavoro turismo, che anche in questo caso passa dalla precedente esperienza di essere un'area di specializzazione, diciamo, mista, cultura, creatività e turismo in via sperimentale, adesso ad avere la responsabilità di enucleare delle traiettorie di sviluppo proprio per lo specifico tema del turismo. Bene, buon pomeriggio a tutti. A questo punto mi unisco anch'io per i ringraziamenti per il lavoro svolto, che ci consente di comunicare un pochino meglio quelle che sono le strategie molto importanti per quanto riguarda lo sviluppo della nostra regione. Come dicevano in questo momento chi mi ha preceduto, insomma il turismo è uno degli asset considerati da moltissimi gruppi, e anche noi come gruppo che si sta costituendo, perché la novità rispetto agli altri gruppi di lavoro è che dobbiamo ancora definire alcuni elementi per la partecipazione. Credo che dalla prossima settimana saremo comunque operativi, quindi mi trovo in questo compito non solo di coordinatore senza avere un gruppo che è partito, ma anche di sostituire Bruno Bertero, che oggi purtroppo non ha potuto essere qui con noi, ed è questo il motivo per cui anche non trovate delle slide, ma trovate soltanto i riferimenti nominativi. Cercherò di fare il mio meglio, considerata sia l'ora e sia la necessità anche di dare degli elementi ulteriori di spunto, perché quando si arriva per ultimi, last but not least, è sempre difficile riuscire a procedere. Quindi diciamo è un'importante possibilità per quanto riguarda il gruppo del turismo di incidere maggiormente rispetto a quello che è stato fatto magari anche nel futuro nelle precedenti programmazioni europee. Perché? Perché il turismo comunque è un settore che vale il 12% del PIL, occupa oltre il 18% del personale dipendente e occasionale anche nell'ambito della nostra regione, quindi ha numeri importanti nel campo economico regionale. Un settore che può contare su 2.600.000 arrivi. Sapete che per quanto riguarda il turismo gli indicatori statistici che vengono considerati sono quelli degli arrivi e delle presenze, quindi 2.600.000 persone che ci raggiungono ogni anno e occupano le nostre spiagge, le nostre montagne. E oltre a questi arrivi ci sono oltre 9 milioni di presenze. Chiaramente i dati che vi sto fornendo sono quelli relativi al 2019,
perché comunque le ricadute in campo Covid sono assolutamente rilevanti. E purtroppo dopo vi darò qualche elemento che consente di capire come il Covid ha inciso su questo settore e su altri, come diceva anche Sergio Calò prima, per cui i punti di contatto che dobbiamo avere con gli altri tavoli in discussione sono sicuramente moltissimi. Abbiamo circa la metà di quei numeri che ho dato che vengono dall'estero, quindi capite come il Covid abbia azzerato quasi la componente estera e ha creato delle situazioni non facilissime per le numerose imprese che nel settore ricettivo offrono circa 43.000 posti letto alberghieri e oltre 100.000 posti letto per gli esercizi extra alberghieri. E ci sono, come ho già detto, delle ricadute in ambito sociale, in ambito territoriale, pensiamo soltanto al commercio e alla ristorazione, che consentono di capire come questo gruppo di lavoro si trova veramente ad avere degli elementi di attrattività notevoli. La composizione di questo gruppo sarà eterogenea, abbiamo cercato di rispettare la griglia che qualche gruppo ha mostrato, quindi avremo all'interno delle presenze delle università, avremo presenze delle imprese, avremo presenze dell'associazionismo, del terzo settore, eccetera, eccetera. Due focus, in particolare il segmento dei giovani, perché ovviamente il turismo deve guardare al futuro e quindi il futuro sono i giovani che hanno una conoscenza migliore di tutti gli strumenti digitali, ma non possiamo e non vogliamo dimenticare quel segmento che viene denominato quasi da silver economy, perché in questo momento hanno capacità di spesa e tempo a disposizione. Per il turismo rappresentano degli asset fondamentali. Su queste due leve, che quindi cerchiamo di spingere all'interno dei gruppi di lavoro, lavoreremo appunto per dare delle proposte che siano in linea per i prossimi 7 anni della programmazione, lavorando con tutti gli altri gruppi. Quali sono le parole d'ordine che vorrei portare all'interno di queste prossime settimane che ci vedranno impegnate? Due fondamentalmente, digitale e formazione. Digitale l'ho detto proprio perché i giovani, i millennials hanno questo tipo di approccio, ed è un approccio che, se guardiamo, come ha detto anche Sandra Sodini prima, le best practice estere, dobbiamo essere in grado di portare anche nella nostra regione e anche in Italia. Ho letto degli studi anche recenti che dicono che l'Italia da un punto di vista del turismo è indietro rispetto ai paesi anche dell'est asiatico, dove il digitale ormai fa la parte da leone per quanto riguarda la fase delle prenotazioni alberghiere, per quanto riguarda la fase della programmazione di un viaggio. Il digitale diciamo, ha avuto a che fare col turismo fin dagli anni 50, perché i primi sistemi addirittura di prenotazione aerea, quando ancora i PC non esistevano, erano proprio digitali e consentivano alle compagnie aeree di prenotare e di pianificare i voli. Adesso tutto quello che oggi conosciamo, ci sono stati i fenomeni delle OLTA, delle online travel agency, pensiamo a Booking, Venere, Airbnb, ma tutto questo ormai è quasi il passato. Dobbiamo pensare a qualcosa che contraddistingue il futuro. Oggi si pensa al digitale come modalità nuova per fornire servizi digitali al turista. Pensiamo a strumenti che abbiamo molti di noi a casa come Google Home, come Alexa, che in questo momento stanno entrando nelle strutture degli alberghi per fornire dei servizi personalizzati ai clienti. Pensiamo alle procedure di riconoscimento degli ospiti negli alberghi, dove necessariamente abbiamo sempre a che fare con una persona. Ci sono delle catene alberghiere che in questo momento stanno smaterializzando e di conseguenza il turista può arrivare, fare la reception automaticamente con i propri strumenti digitali. Pensiamo alle chatbot che aiutano anche il turista nel trovare le risposte, nel risolvere dei problemi. Pensiamo anche in ambito nostro, più vicino italiano, a quello che è stata l'esperienza non felicissima del voucher turismo nazionale. Adesso vediamo se saremo in grado di esprimerne uno a livello regionale, in cui è richiesto a tutti di avere lo SPID, un sistema di autenticazione unico. Quindi ecco che tutti questi strumenti, assieme ai pagamenti elettronici, dovranno essere degli elementi di base che devono essere sicuramente conosciuti dal turista. Quindi va benissimo il millennials, ma bisognerà fare un'azione di formazione verso la silver economy, come avevo detto, ma soprattutto la formazione fondamentale la dobbiamo fare nei confronti degli operatori.
Ed ecco che in questo sistema in cui noi come Regione ci muoviamo assieme al servizio del turismo, ma soprattutto assieme a Promo Turismo FVG, che è un asse fondamentale per il nostro territorio, anche per quanto riguarda la formazione nei confronti degli operatori, il salto di categoria che dobbiamo fare è questo, per provare a superare questa fase di post-Covid che ha cambiato radicalmente l'intero sistema. Si è detto che il turismo è resiliente, sì, in questo caso devo dire che guardando i numeri di qualche settimana fa riferiti alla stagione estiva, diciamo le presenze e gli arrivi degli italiani sono riusciti in parte a compensare i cali drastici dei turisti stranieri, ma non basta proprio perché un calo degli alberghi di presenza del 40% non lo recuperi facilmente. Ecco che indirizzare verso i sistemi digitali, verso i sistemi della formazione che aiuti il digitale a entrare veramente nelle programmazioni e nelle organizzazioni delle imprese turistiche diventa un elemento must. Io mi fermerei qui assicurando proprio un inizio dell'attività di questo gruppo per la prossima settimana, per le prossime settimane, e auspicando quello che sono sicuro saranno certamente i contatti con moltissimi gruppi di lavoro, perché siamo assolutamente trasversali e dobbiamo assolutamente interagire perché ciascun gruppo di lavoro produca una proposta che poi serva veramente per delineare il futuro di questa regione nei prossimi 7 anni. Mi fermo qui. Possiamo dare, ecco scusa, forse lo stavi per dire, un recapito, un riferimento. Recapito, in questo momento l'unico recapito possibile è il mio, per cui potete tranquillamente scrivere se avete delle proposte, dei suggerimenti, delle iniziative da segnalare alla mia mail che è antonio.bravo@regione.fvg.it. Chiedo magari alla regia di mandare via messaggio anche questo mio indirizzo mail. L'hanno già fatto, velocissimi, grazie. E grazie. Ovviamente sono a disposizione per eventuali domande, quesiti, informazioni nella parte finale. Grazie per avermi ascoltato in questa parte finale veramente molto difficile a quest'ora. Beh, devo dire che il tema è talmente importante per la nostra regione che stiamo comunque registrando una grande partecipazione, nonostante certo l'evento sia stato costruito da noi insieme in maniera così poderosa, con una prima parte tutta dedicata alla governance, ai processi, alle aperture verso l'internazionale, al JRC, e questa seconda parte di messa a terra con il lavoro dei gruppi. Quindi io direi, se siete d'accordo, visto che qui abbiamo ancora 2 autorità di gestione, 2 strutture regionali coordinatrici, il servizio relazioni internazionali, nonché le colleghe che proprio più si occupano Area Science Park e le colleghe che si occupano proprio direttamente di gestire questo processo. Se ci sono domande dai partecipanti le raccogliamo in chat e ci dedichiamo ancora questi 10 minuti, essendo andati un po' più lunghi del previsto. E vi ricordo che c'è il questionario aperto da oggi fino al 20 novembre. E mentre magari qualcuno pensa di voler formulare qualche richiesta, io vi suggerisco attraverso la chat perché siamo ancora molto numerosi e quindi per noi è più semplice. Mi permetto io di chiedere ai coordinatori dei gruppi se hanno fatto già delle scoperte, visto che qui si parla di scoperta imprenditoriale, se avete già incontrato qualcosa che con gli occhiali nuovi che avete, che sono quelli di aree molto diverse, interlocutori anche più ampi, vi hanno portato già a intuire qualcosa che va sviluppato di più rispetto al passato. Saverio, tu che hai iniziato e ci hai dato l'energia dell'inizio. Allora, devo ammettere che abbiamo avuto la conferma che il manifatturiero per molti aspetti ha dei punti in comune a prescindere del settore di appartenenza produttivo, e quindi avere effettivamente un forte orientamento alla metalmeccanica, come è stato nel nostro caso del gruppo di lavoro, perché innegabilmente dobbiamo ammettere che il tema è molto legato, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione di prodotto e l'innovazione di processo, il settore di metalmeccanica. Quello che ci ha stupito, se posso dire, e prendere un assist dalla tua domanda, è la necessità sempre più decisa e forte dell'innovazione organizzativa,
che abbiamo già preso in considerazione nella passata rivisitazione della traiettoria, che ancora una volta però si sta ribadendo in maniera forte. Quindi bene, benissimo questi tavoli di confronto, benissimo questa collaborazione molto ampia. Non è facile, ve lo dico francamente, devo essere sincero, non è facile avere un gruppo di lavoro con 37, 40, 45 partecipanti, però ti dà una ampiezza, una visione, una visibilità per certi aspetti di cosa succederà. Non possiamo fare una fotografia di oggi. La fotografia dell'oggi sarebbe comunque un risultato sicuramente importante, ma non sufficiente. Dobbiamo cercare di capire cosa succederà domani, perché le traiettorie devono sviluppare il nostro tessuto imprenditoriale e la nostra regione in ottica di essere effettivamente un qualcosa che sfrutti al meglio il proprio potenziale. Quindi diciamo il gruppo Fabbrica Intelligente ha riscoperto, ulteriormente scoperto la natura human-centered anche della manifattura. Sì, Ci sono altre scoperte che stanno già, che vi hanno stupito? Se posso, sì? L'ho accennato durante la presentazione, c'è il tema di riuscire a mettere in rete realmente le filiere per internazionalizzare, cioè per portare le eccellenze del Friuli Venezia Giulia a non essere chiuse nel territorio regionale. E i nuovi mercati anche nel campo marittimo sono mercati lontani che nessuna piccola impresa può raggiungere da sola, ma soltanto facendo sistema. E in questo credo che la nuova programmazione debba, concordo con Saverio, la parte di supporto alla modifica del modello di business, quindi organizzativa, probabilmente sarà un intervento molto, cioè servirebbe un intervento molto pesante, diciamo forse a scapito dell'innovazione, insomma fino a un certo punto, nel senso comunque c'è una forte tendenza a capire che bisogna far rete per andare lontano e che non si può andare davanti da soli. E quindi la frammentarietà del nostro tessuto imprenditoriale deve essere in qualche modo rincollata, ecco. Sì, invece per quanto ci riguarda, se posso, sull'agroalimentare, sicuramente il valore degli elementi della quadrupla elica che non erano stati inseriti nella consultazione passata, cioè la parte ambientale e la parte sociale, che sicuramente hanno un peso sia dal punto di vista, diciamo così, di vincolo, ma anche di proposta. Perché non nego che dal gruppo delle associazioni ambientaliste il nostro percorso ha ricevuto un contributo molto positivo, mentre tutti ci aspettavamo un contributo molto restrittivo, invece è stato estremamente positivo sull'indicare delle prospettive di sviluppo che per il territorio possono veramente avere un senso. E poi la componente sociale che, ovviamente legandosi al tema del cibo disponibile per tutti, della sicurezza alimentare, intesa come disponibilità, è un elemento che molto spesso viene trascurato, ma anche in una regione, fra virgolette, avanzata e ricca come la nostra, non è assolutamente un argomento secondario. Ecco. Questi sono degli elementi che sono emersi in maniera molto, molto importante nelle nostre consultazioni. Grazie per Paolo. Sergio, volevi dire qualcosa? Sì, anche noi, anche se siamo appunto all'inizio, quindi sicuramente è una visione non complessiva, non è uno spaccato, ma è solo uno spaccato. Abbiamo individuato quelle che possono essere effettivamente delle esigenze, ovvero stanno cambiando i paradigmi e c'è una volontà, una necessità di arrivare a un'economia migliorata, quindi un'evoluzione, implementazione proprio dei sistemi economici legati al patrimonio territoriale, chiamiamolo così, sia dal punto di vista della fruizione degli eventi che appunto con il problema Covid si stanno, mettiamolo così, delocalizzando o mettendo sempre più in remoto, quindi con una condivisione e con una partecipazione di innovazione dal punto di vista dell'ICT e dell'IoT e quindi anche dal punto di vista proprio dei device, non solo a livello di software ma anche a livello proprio di device, quindi di strumenti utili, sia quello che invece è l'utilizzo di una connessione e di una, mettiamo così, di una realizzazione di eventi e di offerte territoriali
molto più condivisa e molto più trasversale, che coinvolge tutta la parte enogastronomica, che coinvolge tutta la parte artistica, che coinvolge la parte ambientale intesa come paesaggio e quindi fruizione della parte ambientale, del sistema ambientale, che coinvolge anche i siti UNESCO, che coinvolge gli eventi territoriali. E questo porta poi ad avere degli strumenti utili per lo sviluppo del turismo, e mi collego a quello che diceva il collega prima, e quindi Antonio Bravo, e anche su quello che può essere effettivamente l'impatto rispetto alla promozione del nostro territorio su eventuali stakeholder, eventuali client nazionali e internazionali, quindi a cerchi concentrici di distanza, e la possibilità dall'altra parte di poter rendere economicamente utile l'attività che si va a svolgere in un luogo e moltiplicarla n volte proprio nel momento in cui non ci si può avvicinare al territorio, quindi non si può fruire direttamente dell'evento o della realizzazione del progetto, che inizialmente è una causa di mancati introiti, perché diciamo, non poter fruire degli spettatori, metterlo così, per uno spettacolo è sicuramente mancanza di introiti, ma che può diventare un punto di forza nel momento in cui diventa moltiplicabile. E quindi è una condizione che stanno ponendo molti su come rendere effettivamente economico un momento di disagio, che è quello legato al Covid. E questo sta evidenziandosi perché a breve termine dovrà essere una risposta permettete, in periodo Covid, ma poi potrebbe diventare sia per i musei, sia per le aree archeologiche, quindi diciamo per la fruizione del territorio in generale, una possibilità poi di promozione rispetto a competitor anche molto vicini. Parliamo di regioni vicine o anche di macro regioni, diciamo così, europee, che magari non hanno le stesse potenzialità che ha il Friuli Venezia Giulia, che tocca diversi aspetti, appunto come quelle creative industry, ma come anche quello del turismo, che è molto 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 ampio. Quindi diciamo c'è una reazione, c'è un colpo di reni da questo punto di vista, dove di un fattore negativo si sta cercando di trasformarlo in un fattore positivo, con appunto il cambio di paradigmi molto collegate all'ICT, all'innovazione di prodotto e a nuove forme di economia. Ci sono altri spunti? Mi sembra questa finale di evento mi sembra veramente ricco. Vedo che non ci sono domande nella chat. Approfitto, visto che è stato evocato il fattore immanente della digitalizzazione, per salutare Francesco Contin, che ho visto qui presente come cluster di Tedi. E quindi io direi di avviarci Lidia, verso... se posso, sì, se prego. posso, visto che non ci sono domande, sì? Abbiamo una percezione reale che il Covid abbia decisamente accelerato alcuni processi che sarebbero comunque successi in tempi molto più lunghi. So che stiamo parlando di una crisi economica che è senza uguali e quindi non voglio fare delle facili, però cogliamo questa situazione potenzialmente come una volontà decisa di uscire in maniera diversa da come siamo entrati in questa maledetta situazione. È forse un po' troppo dire che dobbiamo coglierla come un'opportunità, però mi piacerebbe che fossimo, uso un termine decisamente inflazionato, veramente resilienti. Penso che la rivisitazione corretta delle traiettorie S3 debba andare proprio in questa direzione qua. Grazie Saverio. Credo che tutti possiamo condividere senz'altro questo pensiero. Io mi permetto quindi, visto che non vedo domande in chat, di condurre un po' a conclusione questa iniziativa. Penso che sia un grandissimo esercizio di territorio. Ripenso che ti segatti, Lino, Antonio, Michela, Annalisa, Giada, Sara Gutilla, Stefano Casaleggi. Ripenso a questi mesi in cui effettivamente abbiamo fatto fatica
a ricoordinare tutto questo processo, però vedo che col vostro lavoro e il vostro stimolo stiamo, penso, andando nella direzione giusta e anche guardando a quello che è fuori, diciamo, dai confini della nostra regione, grazie anche a Sandra Sodini e il lavoro che sta facendo con OCSE e gli spunti di visione che ci sta dando. Quindi penso che per tutti sia impegnativo, come diceva Saverio, avete dei tavoli di lavoro molto compositi e penso che da domani riceverete molti stimoli, molte mail e molti contributi su tutti i contatti che abbiamo dato. E vi ringraziamo per averci messo veramente alla prova come agenzia, affidandoci un pezzo di questo lavoro insieme a tutte le altre strutture sotto appunto quella che è la guida poi delle 2 direzioni coordinatrici e potendoci anche avvalere dell'accordo con area di ricerca nell'ambito dell'accordo quadro fatto dalla direzione lavoro. Spero che saremo tutti in grado di interpretare questo momento e questa sfida, visto che abbiamo visto che ogni tavolo ci ha mostrato la ricchezza della propria area, quindi ci aspettano dei mesi in cui riceveremo dei contributi molto importanti e poi la grande sfida delle priorità che ci dovrà dare, e come ci ha indicato in apertura l'assessore Rosolén e l'assessore Bini, ci dovrà dare la giunta regionale. Quindi se non ci sono altre, diciamo, stimoli e spunti, io andrei in chiusura. Abbiamo messo una mezz'oretta in più, ci perdonerete, abbiamo fatto un programma insieme alle autorità di gestione e alle strutture coordinatrici molto ambizioso, siamo arrivati bene. Ringrazio davvero tutti i coordinatori dei gruppi e tutti quelli che hanno partecipato e soprattutto tutti quelli che da qui in poi devono portare tantissime idee, tantissimi contributi e visioni a questi gruppi di lavoro.